Buongiorno e buon sabato, ben ritrovati con questa nuova edizione straordinaria, anche oggi per aggiornarvi e tanti i temi sul piatto, naturalmente tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, perché oggi sarà il giorno della nuova ordinanza annunciata ieri dal governatore Zaia, che riguarderà soprattutto il mondo dello spettacolo e quindi dalle discoteche e poi anche i concerti, in particolare pensiamo all'Arena di Verona con le novità di cui aveva parlato il presidente Zaia, ma anche fiere e sagre. Dunque capiremo quelle che sono le nuove linee che la Regione ha predisposto per quanto riguarda proprio tutti questi settori, visto che è arrivato il DPCM del governo. La Regione ha lavorato sul testo del governo con le deroghe previste per le regioni. E oggi però è anche la giornata del 13 giugno, dove non solo il Veneto, Padova, ma tutto il mondo celebra il santo più amato, che è Sant'Antonio da Padova. Le nostre telecamere di Media Nord-Est da questa mattina alle 6 stanno seguendo in diretta le celebrazioni e anche noi ci collegheremo nel corso di questa edizione straordinaria. Anzi, vedo già, se la regia vuole mandarlo in onda, la messa in corso in Basilica con il vescovo Monsignor Cipolla. Sentiamo appunto le parole. Il bene dell'umanità, il bene di tutta l'umanità. Ecco appunto in questo momento in diretta la messa nella Basilica del Santo a Padova con Monsignor Cipolla. Oggi sono celebrazioni particolari perché proprio l'emergenza coronavirus ha costretto a rivedere quella che era il consueto programma con la processione per le vie del centro. Ci sarà una processione particolare in volo sopra i luoghi simbolo della tragedia del coronavirus e quindi le reliquie del santo verranno portate sopra l'ospedale di Schiavonia, ma anche sopra Merlare e poi naturalmente sopra Vo, prima zona rossa insieme ai comuni dell'Odigiano lo scorso febbraio, primi focolai dell'epidemia coronavirus. Ma vi aggiorneremo anche su quella che è la situazione nell'ex caserma Serena di Treviso. Ieri vi abbiamo documentato quanto accaduto e partiamo proprio da qui con il nostro primo ospite che vedo già in collegamento e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno al sottosegretario all'interno Achille Variati. Buongiorno sottosegretario. Partiamo proprio da qui, da quanto accaduto ieri e l'altro ieri a Treviso, all'ex caserma Serena. Abbiamo visto ieri, c'è stato probabilmente il momento più difficile, di massima tensione, quando un gruppo di migranti, una decina, da quello che ci ha detto anche il prefetto, ha bloccato all'interno della struttura operatori della cooperativa, ma anche alcuni operatori sanitari entrati per ultimare i tamponi tra gli ospiti della caserma. Un brutto momento, uno scivolone, un passo falso, l'ha definito così il prefetto, che non doveva succedere. Abbiamo un problema con il collegamento con il sottosegretario Variati, lo ripristiniamo subito per capire anche il governo come si sta muovendo in tal senso, perché insomma quanto accaduto ha riportato alla luce quelli che sono i problemi legati a queste strutture d'accoglienza. Ieri il prefetto diceva ai nostri microfoni. Mi sente, sottosegretario? La sento bene. Perfetto, io la sento benissimo. Allora, quanto accaduto ieri, un brutto momento, un grave passo falso, l'ha definito così il prefetto di Treviso. Certamente quello che è accaduto ieri è molto grave, anche perché trattasi di persone che sono ospiti del nostro paese in attesa di avere ultimate le loro pratiche di stabilizzazione, se ne avranno diritto, e quindi i comportamenti illegali non saranno sicuramente. Pronto? Sì, diciamo che l'audio va e viene, ma speriamo che tenga duro. Prego, sottosegretario, grazie.
Quindi questo non funzioni anche per in una essa piccola, una famiglia, essa più grande. C'è un problema con l'audio, quindi io direi un attimo di interrompere, chiedo alla regia di mettersi in contatto con il sottosegretario e vediamo se riusciamo a ripristinare, perché sono molto importanti le parole del sottosegretario Variati, rappresentante del governo in questo momento appunto in cui si ripropone il problema del centro d'accoglienza tra i comuni di Casier e Treviso nella Marca trevigiana. Riproviamo, vediamo se va meglio. Pronto? Sì, proviamo, facciamo un tentativo, chissà che vada meglio. Mi dispiace molto che il collegamento non sia idoneo. Stavo dicendo che i fatti gravi che sono successi ieri non possono in alcun modo essere sopportati, per cui chiaramente le autorità competenti daranno seguito secondo le norme di legge. Però, c'è un però. Chiaramente se uno in una comunità, stavo dicendo, piccola, come può essere una famiglia, o più grande, come può essere questa, viene trovato positivo, scattano i protocolli a difesa dell'intera comunità, no? Della sanità pubblica. E quindi questi protocolli prevedono, ad esempio in questo caso, che ci sia una quarantena fino al 21. Capisco che stare dentro in una struttura grande con oltre 100 persone non sarà semplice, ma è un sacrificio per tutti coloro che... Ce l'abbiamo ancora il sottosegretario? Sì, la vedo. Appunto, diciamo che ad aver innescato ieri ancora di più la protesta è stata proprio la notizia che nonostante i tamponi fossero della gran parte, fortunatamente, degli ospiti al momento negativi, loro dovranno appunto restare in quarantena come è stato fatto, come i protocolli di sicurezza prevedono, e sarebbe stato questo ad aver innescato poi quella reazione. Naturalmente ora bisognerà vigilare, controllare che tutto vada secondo quanto previsto dalla norma per quanto riguarda la sicurezza per il coronavirus. Stavo cercando di dire, se il collegamento lo consente, che le norme vanno rispettate da parte di tutti. Vanno rispettate per gli italiani quando in una famiglia uno viene trovato positivo al virus. È evidente che lui e i familiari devono essere sottoposti a tampone ed è evidente che la figura che è positivo, ancorché asintomatico, deve fare un periodo, così come stabilito dai protocolli, che è un periodo di quarantena per la sicurezza sua e per la sicurezza di tutta la comunità. Se questo vale per una famiglia, vale anche per una comunità. E stavo dicendo che la comunità, quella dell'ex caserma Serena, è una comunità in cui ci stanno, mi pare, 313 immigrati. Chiaramente restare fermi dentro la struttura per un po' di tempo non sarà semplice, daremo tutta l'assistenza necessaria, ma questa è la regola e questa verrà rispettata. E i fatti che sono successi ieri sono fatti gravi su cui la magistratura e le competenti forze di polizia stanno facendo le relative indagini, a cui seguiranno ovviamente le denunce e gli atti conseguenti. Quindi fermezza assoluta, però c'è un però, che è questo. A me quella struttura, guardi, parlo anche da ex sindaco, che ho affrontato nella mia città in quegli anni duri, quando arrivavano tanti immigrati. Voglio precisare che in questa struttura dall'inizio dell'anno non c'è stata una unità in più, a quanto so, quindi non siamo più in quei momenti di affollamento di immigrati d'arrivo nel nostro paese. Però noi in diverse località abbiamo adottato al suo tempo la logica della distribuzione nel territorio, cioè della ripartizione in piccole strutture, da 4-5 di questi immigrati, ovviamente gestiti da alcune cooperative.
Purtroppo nella Marca trevigiana questo non è successo, perché allora molti sindaci avevano impedito questo e quindi è nata questa maxi struttura. Allora io adesso rilancio la palla. Questa struttura, per quanto anche è il pensiero del Ministero, va chiusa al più presto, chiusa. Ma per chiuderla non è che queste 300 persone le disperdiamo nel territorio, non è che queste 300 persone che sono in attesa di avere un riconoscimento nei loro diritti di permanenza nel paese, non è che questa struttura, queste persone le molliamo a se stesse, no? E nemmeno che queste persone le andiamo a caricare presso altri territori, che non sarebbe corretto. Allora, con i sindaci, con le autonomie locali, con il sistema dello SPRAR, se c'è disponibilità, lavoriamoci e in un tempo abbastanza breve potremmo anche arrivare alla completa chiusura di questa struttura. Quindi il programma del governo è questo, mi sembra di capire. Adesso naturalmente l'emergenza coronavirus ha avuto la priorità su tutto, adesso possiamo dire che sarà questo il prossimo passo, anche alla luce di quanto accaduto, quello di riaprire il tavolo di confronto con il territorio e vedere appunto di poter distribuire questi richiedenti asilo. Ovviamente per fare questo, lo voglio dire con chiarezza, serve la collaborazione del territorio. Allora, la collaborazione del territorio c'è o non c'è? Se c'è, lavoriamoci e sicuramente lo Stato, attraverso la prefettura in primis, sarà presente e sarà assolutamente collaborativo. Ieri il sindaco di Treviso ha detto aspettiamo, aveva detto domani chiediamo al ministro Lamorgese di venire qui e di vedere con i suoi occhi e di conoscere la situazione. È un appello che potrebbe essere accolto? La ministro è stata informata, ieri ha avuto una giornata molto particolare, non è che il ministro parte, va in ognuno degli incidenti che possono succedere, sono tanti, le assicuro, nel nostro paese dal sud al nord. La ministro è una donna che lavora, direi, almeno 14-15 ore al giorno, quindi lei è assolutamente informata di ciò che è successo ieri, ha dato delle disposizioni molto chiare, tant'è che la prefettura con le forze dell'ordine erano lì, non è che le ha mandate il Padre Eterno. La prefettura e le forze dell'ordine che sono state presenti in modo intelligente, perché non hanno rinfocolato tensioni, ma hanno cercato invece di superarle, ringraziando anche gli operatori sanitari, la loro pazienza, la loro disponibilità, il loro equilibrio di ieri. Non è che le ha mandate il Padre Eterno, le ha mandate il governo. E le prefetture sono l'espressione del governo nel territorio. Dopodiché, se ci sarà un'occasione, se ci sarà una disponibilità, assolutamente la Ministra non si tira mai indietro. Quindi possiamo dire che il futuro di questa struttura non sarà quella di accogliere altri migranti, ma pian piano di essere svuotata? Assolutamente sì, ma lo ribadisco per l'ennesima volta, serve la collaborazione del territorio e in primis dei sindaci. Lasciando la caserma Serena, andiamo ad un altro tema caldo, caldissimo direi, le elezioni regionali. A che punto siamo, sottosegretario, per la data? Io credo che siamo a buon punto perché c'è stato un lungo dibattito alla Camera che è finito nella settimana che si sta concludendo. Devo dire che lì soprattutto Fratelli d'Italia, ma anche Forza Italia hanno fatto ostruzionismo. La loro idea era di andare oltre settembre per fare le elezioni. Il governo invece intende che le elezioni, tutte, quella regionale, quella delle amministrative come per la città di Venezia, e il referendum si svolgano in un'unica tornata e all'interno del mese di settembre. Anzi, la data orientativa su cui si è posto il governo è domenica 20 e lunedì 21, su 2 giornate quindi, per agevolare lo svolgimento del voto e impedire assembramenti ai seggi. L'orientamento è questo, però la conversione si concluderà alla Camera lunedì, deve poi andare al Senato e quindi nel corso della prossima settimana diventerà legge. Immediatamente dopo, sentiti i governatori, il governo fisserà definitivamente la data.
che, come ripeto, sarà un intorno del 20, diciamo, di settembre. Le faccio una domanda che insomma è collegata in qualche modo alla data delle elezioni, è quello della riapertura delle scuole, perché insomma c'è una sorta di polemica su appunto il fatto che se le scuole riapriranno i primi di settembre, dopo 2 settimane verranno richiuse, perché poi sappiamo esserci tutte le operazioni di sanificazione prima e dopo, e quindi insomma un po' questa data del 20 settembre non convince tutti. Capisco. Soprattutto le famiglie. Capisco, ovviamente non convince i governatori che volevano addirittura votare il 6 di settembre, però faccio presente che il 6 di settembre vuol dire che la campagna elettorale, che formalmente dura un mese prima, dovrebbe essere stata fatta in pieno agosto, in pieno Ferragosto, ma abbia pazienza, con tutti i problemi che hanno gli italiani, con temperature che saranno temperature normalmente attorno ai 30 gradi e ancora di più. Lei pensa che fosse possibile fare una campagna elettorale in pieno agosto? Insomma, chi ha un minimo di equilibrio capisce che no. Per carità, il presidente Zaia è decisamente preferito, anche perché chiunque altro in questo periodo di coronavirus doveva stare a casa e in silenzio. Lui tutti i giorni ha potuto parlare, spiegare, dire cosa faceva, eccetera. Quindi, però una campagna elettorale è giusto in democrazia che anche qualche altro candidato dica la sua, no? Che si apra un minimo di dibattito. Andare oltre settembre non è possibile perché è rischioso, così ci ha detto il comitato tecnico scientifico, che dice che con i primi freddi i sintomi influenzali possono riprendere. E ahimè, siccome questo coronavirus è del ceppo dei virus influenzali, potrebbe riprendere una virulenza con il freddo, quindi non possiamo fare errori da questo punto di vista. Le scuole, ora, i calendari scolastici sono fissati non dallo Stato, ma sono fissati dalle regioni. Sono le regioni che stabiliscono quando i ragazzi tornano a scuola. Allora, fermo restando i protocolli che si stanno definendo in via definitiva, e avremo anche la prima grande sperimentazione con gli esami di Stato in presenza che si stanno per effettuare nella prossima settimana in tutte le scuole superiori del nostro Paese, sono le regioni che stabiliscono l'inizio. Io penso che sia bene iniziare al più presto, quindi quei primi giorni di settembre. Se poi ci sarà un'interruzione di un paio di giornate per consentire di espletare una democrazia, perché il paese si fonda anche si fonda sulla democrazia, io credo che non sarà un dramma. Saranno 2 giorni che verranno recuperati, che potranno servire anche per i dirigenti scolastici per fare il punto organizzativo, rimettere a posto alcune cose che nei primi giorni non saranno andate. Il servizio dei trasporti scolastici potrà essere, dopo un primo rodaggio, potrà essere messo a puntino in quel paio di giorni. Quindi io non vedo drammi da questo punto di vista. L'ultimissima battuta sugli stati generali che stanno entrando proprio in questi giorni, anzi da oggi, insomma, nel vivo. Importante sarà appunto questo confronto con tutti i soggetti coinvolti per centrare l'obiettivo del rilancio del Paese. Guardi, sono 6 i punti sui quali si ragiona da oggi alla prossima settimana. Il primo riguarda il grande tema delle imprese e del lavoro, che sono il vero motore, diciamo, dell'economia, imprese e lavoro. 2, infrastrutture e ambiente, perché queste sono il volano. Bisogna ripartire con le grandi infrastrutture, che significa aziende, appalti, subappaltatori, aziende, lavoro. Il turismo, che rappresenta il brand del nostro paese, una delle fonti di entrate essenziali che va rilanciato. La pubblica amministrazione, che deve essere non nemica con le sue procedure, ma amica dello sviluppo e delle imprese, e quindi tutto il campo della semplificazione burocratica. L'istruzione e la scuola e la ricerca, che sono, diciamo, un fattore chiave per lo sviluppo. E a proposito,
qui devo portare anche una buona notizia. Come avevo promesso, mi sono interessato sulla questione dell'università, del corso universitario di medicina in Treviso, la cui legge regionale è stata impugnata a livello nazionale. Lunedì dopodomani ci sarà un confronto tra ministeri e regione per cercare di trovare una soluzione che vada bene a tutti e che possa attivare senza problemi questo corso. E infine la famiglia e gli individui per una società più equa. 6 punti su cui serve discussione. Ci sono alcune centinaia di miliardi che vanno spesi nella direzione giusta e spero che il centrodestra abbia un ripensamento collaborativo, perché questo è il momento della collaborazione. Lo dico sempre e lo ripeto, questo governo, di cui faccio parte anch'io, può durare un mese, può durare un anno, può durare un giorno. Dopo questo governo ci sarà un altro governo, ma è nell'interesse generale anche di un futuro governo non ereditare disastri, ma ereditare un paese che è ripartito attorno a dei canali sostanzialmente condivisi. Ecco, quindi io mi auguro che la settimana prossima per il paese, non per il governo, per il paese sia una settimana decisiva e importante. E poi la lascio ai suoi impegni lunedì, quindi questo tavolo di confronto quindi potrebbe già arrivare lunedì o ci vorranno più incontri secondo lei per chiudere la questione del corso di medicina a Treviso? Non lo so questo. Comunque lunedì c'è un incontro dove il governo dirà le motivazioni per cui è stata impugnata per eccesso, diciamo, di protagonismo regionale sulle scelte dei capitoli di spesa su cui incidere per dare il contributo, in particolare sui livelli essenziali di assistenza. Quindi bisogna trovare una soluzione unitaria e io spero che in un incontro ben posto, se tutte le parti, regione compresa, sono ben disponibili a non arroccarsi sulle rispettive posizioni, perché la politica è anche mediazione, no? È trovare una soluzione. Se è così, forse basta un incontro solo e il governo a quel punto rinuncerà all'impugnazione e quindi tutto torna a posto. Se servono però dei cambiamenti alla legge e in particolare agli aspetti economici su cui si è fondata la legge stessa, la Regione deve essere disponibile. Grazie davvero sottosegretario all'interno Achille Variati, dopo un inizio difficile siamo riusciti a concludere il collegamento e grazie davvero perché è stato molto importante, sono state molto importanti le sue parole per inquadrare i vari aspetti, i temi caldi di questo momento. Grazie davvero sottosegretario e buon lavoro. Torno al lavoro. Grazie, arrivederci. Insomma, i punti importanti toccati al sottosegretario, a partire, insomma, l'avete sentito, dalla caserma Serena che dice andrà svuotata, ma con la collaborazione dei sindaci alle elezioni, quindi la data del 20 settembre sembra quella più che sembra quella, insomma, che verrà scelta anche a livello centrale, quindi insomma, tanti i temi affrontati. Io vedo già collegata e la ringrazio la Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Allora Presidente, abbiamo appena sentito il sottosegretario Variati con il quale abbiamo parlato degli stati generali dell'economia, diceva che sono 6 i punti sui quali il governo sta lavorando per rilanciare il Paese. Come vedete questa decisione appunto del Premier Conte di convocare i vari soggetti coinvolti per studiare delle linee comuni che vadano ad incidere proprio sull'economia per ripartire? Guardi, le posso dire una cosa, le parole di Variati sicuramente sono belle parole, però come imprenditori oramai siamo abituati ad ascoltare questo tipo di intervento da anni, per cui dalle parole bisogna passare ai fatti. Questo Paese ha dei problemi, oggi più che mai, e non c'è più tempo. Sinceramente devo dire che io questi stati generali li chiamo piuttosto stati confusionali, perché quello che serve al Paese, a noi imprenditori, è molto chiaro.
Abbiamo dei grandissimi problemi, il bellunese sulle infrastrutture, ma non solo il bellunese, la burocrazia, i tempi della giustizia, il cuneo fiscale, sono temi che si conoscono da anni, dovevano essere affrontati prima, stiamo arrivando all'ultimo momento e non c'è più tempo. Ecco, lei ha toccato un tasto dolente, le infrastrutture. Ricordiamo le sue parole all'indomani delle riaperture, quando c'erano stati quei primi disagi al traffico, perché insomma le persone avevano iniziato a muoversi. Lei aveva insomma chiamato all'appello per intervenire sulle infrastrutture. Prego. Sì, io ho chiamato l'appello perché io ho anche casa a Calalzo insieme a mio marito. Quel pomeriggio, per arrivare a Belluno in un orario adeguato, sono partita alle 3:30 di pomeriggio. Questa è una cosa inaccettabile, a prescindere dalle Olimpiadi. Questa è una cosa inaccettabile per l'impresa. A Longarone ci sono alcune delle aziende più importanti a livello internazionale. Marcolin, Marchon, Telios, Safilo. Di cosa stiamo parlando? Siamo in ritardo, non c'è più tempo. Finalmente qualcosa sta partendo, ma adesso bisogna veramente partire di corsa, cioè non ci sono più tempi, non ci sono più chiacchiere da fare. Lavoriamo seriamente, lavoriamo tutti e facciamolo subito. 300 milioni per le infrastrutture in vista delle Olimpiadi Cortina-Milano, ma non sono sufficienti, o meglio è troppo tardi, diceva lei. Ma allora, noi italiani siamo bravissimi a farcela anche all'ultimo momento, per cui non è mai troppo tardi. Noi abbiamo bisogno di più, perché oltre alle opere che vengono fatte per le famose Olimpiadi, che chiaramente ci fanno solo piacere, ma che sono già in ritardo per quello che riguarda il territorio, è fondamentale e indispensabile pensare anche allo sbocco a nord. L'autostrada per noi è importante per chi poi in questo territorio vuole continuare a svilupparlo, perché altrimenti non c'è se, non c'è ma. Le aziende si sposteranno prima o poi. Ieri il presidente di Confindustria Venezia Rovigo Marinese ha usato parole dure verso il decreto rilancio, dicendo è insufficiente per farci ripartire, e i dati che arrivano oggi per quanto riguarda anche l'export dalla Camera di Commercio, che parla di un meno 21% per quanto riguarda l'occhialeria nel primo trimestre, cioè sono dati pesanti che fanno capire quanto ci sia da fare ancora, da investire per la macchina del paese, che poi sappiamo essere concentrata alla locomotiva del nord-est. Guardi, sì, l'export è in grandissima difficoltà. Questo ovviamente non dipende dalle nostre imprese, ma dipende da quanto sta accadendo, e quello che sta ulteriormente accadendo negli Stati Uniti ci preoccupa, perché c'è una crisi sociale che è pesante e questo farà partire sicuramente l'economia in ritardo. Per il distretto dell'Occhiale è un momento difficile, avremo davanti a noi dei mesi molto difficili, speriamo effettivamente che tutti insieme si possa. Questo decreto è chiaro che non è assolutamente adeguato alla crisi che c'è. Le posso dire che le aziende piccole i soldi non li stanno prendendo assolutamente, si fa qualche nome importante ma non basta. Il tessuto sociale non è fatto da 1 o 2 aziende che sono riuscite ad avere i prestiti con le garanzie. Il tessuto sociale è fatto da centinaia di piccole e medie imprese che creano il benessere di questa provincia, ma parlo anche per l'intero paese, perché da quello che capisco è un po' trasversale ovunque il problema. Ecco, quello che era emerso proprio quando è stato presentato il decreto rilancio erano le tempistiche, cioè benvengano le risorse, era stato detto da più parti, ma serve che arrivino subito nelle casse delle aziende, altrimenti non si riparte. Guardi, subito è già in ritardo, perché sono già passati diversi mesi. I soldi non stanno arrivando, parliamoci chiaro. La gran parte degli imprenditori, soprattutto quelli che hanno le piccole aziende, stanno facendo prestiti privati. Non stanno facendo prestiti agevolati, e questo dimostra anche l'amore di questi imprenditori per la propria azienda. Stanno mettendo nuovamente a rischio i propri capitali. Stiamo anticipando le casse integrazioni, tutti le stiamo anticipando. È un momento molto difficile. Arriva oggi anche uno studio della CGIA di Mestre che parla di costi della mala burocrazia sulle aziende che pesano per 100 miliardi all'anno, e proprio la burocrazia dovrebbe essere una di quelle misure sulle quali bisognerebbe proprio intervenire lì per agevolare le aziende nella ripresa.
Guardi, sicuramente la questione della burocrazia è una questione di cui noi abbiamo discusso spesso e volentieri, ma inascoltati. La burocrazia è sicuramente una situazione che ci crea una difficoltà che è incredibile. Io le dico che i processi sono talmente lunghi, qualsiasi cosa che tu faccia non riesci a ottenerla, le documentazioni da presentare sono innumerevoli, le aziende si trovano in un momento di grande difficoltà e con poco lavoro, per cui si figuri il dramma. Presidente, fabbriche aperte ad agosto per permettere di far fronte alle domande, laddove vi fossero commesse, pronti quindi a tenere aperte anche in quel periodo dell'anno che sarebbe dedicato solitamente alle vacanze? Guardi, è fuori discussione. Per chi ha lavoro assolutamente sì, dobbiamo cercare di salvare quello che abbiamo oggi e se questo vuol dire lavorare il mese di agosto, assolutamente sì. Le devo dire che i nostri collaboratori sono anche tutti d'accordo, vogliono continuare a lavorare, la gente ha paura di rimanere senza lavoro, per cui assolutamente sì, fabbriche per chi ha il lavoro, le commesse, purtroppo non sono tutti, assolutamente fabbriche aperte nell'interesse proprio del territorio e del tessuto sociale. Lei rappresenta un territorio, quello delle Dolomiti soprattutto, che ha una grande presa sul turismo, un turismo che fatica a riprendersi ma che rappresenta una voce importantissima nel PIL regionale. Turismo è in difficoltà, questo è fuori dubbio, ma è in difficoltà come tutto il resto. Certamente questa assenza di lavoro, questa preoccupazione anche da parte delle gente, perché si parla di vacanze, ma bisogna capire con quali soldi. In vacanza si va quando si è tranquilli e si è sereni. Sicuramente il Paese in questo momento non lo è, per cui far partire il turismo è ancora più difficile. Lei è stata tra le prime, ancora in pieno lockdown, a lanciare un appello per fare turismo italiano, quindi turismo di prossimità e per comprare italiano. Dobbiamo essere noi i primi ad aiutare le nostre imprese e le nostre realtà economiche. Assolutamente, io questo appello lo faccio da sempre perché credo nel Made in Italy e credo nei nostri prodotti, ma soprattutto anche nelle città bisogna assolutamente acquistare proprio nelle piccole botteghe, perché altrimenti ci impoveriamo continuamente di giorno in giorno. Made in Italy vuol dire portare e creare ricchezza in questo paese ed è fondamentale. Lei è stata confermata anche Presidente del Tavolo Nazionale dello Sport, grandi eventi di Confindustria. Come state lavorando in tal senso? Anche questo rappresenta un'importante pagina per quanto riguarda le nostre realtà. Sì, questo è un tavolo tecnico molto importante per la provincia di Belluno, ma non solo, perché parliamo di sport e grandi eventi a livello nazionale. Il presidente Bonomi ha confermato questo tavolo tecnico, ne abbiamo parlato, c'è un valore aggiunto, lavoreremo moltissimo con Milano, ma non solo. Inizio luglio speriamo appunto di riattivare questo tavolo e ripartire con l'entusiasmo che sicuramente ci dobbiamo mettere in questo momento ancora di più. Presidente, so che non ha la sfera magica, nessuno ce l'ha, ma come saranno i prossimi mesi? Durissimi. Saranno durissimi per tutti, non solo per gli imprenditori chiaramente, per gli imprenditori, per i nostri collaboratori, per le famiglie e anche per i nostri ragazzi. Io sono anche molto preoccupata per come è trattata la scuola, le dico la verità, perché si riparte non solo dall'impresa ma anche dall'istruzione e in questi mesi abbiamo visto proprio una superficialità nei confronti dei giovani e dei ragazzi che mi preoccupa. Io ho dei nipoti piccoli a casa e so benissimo cosa vuol dire per questi bambini questo vuoto di questi 6 mesi. Per cui a settembre bisogna ripartire con la scuola, bisogna ripartire subito in sicurezza, bisogna dare certezza alle famiglie e in questo modo, se riusciamo anche a imprimere un po' di fiducia in tutti, sarà più semplice, sarà più facile. Saranno mesi duri i prossimi, fino a dicembre, gennaio, febbraio, fino alla prossima primavera ci vedremo, purtroppo dovremo lottare contro dei momenti assolutamente difficili. Formazione dei giovani resta la parola d'ordine in questo momento anche di ripresa, quindi puntare su di loro. Lei giustamente ha fatto presente come in questo momento la scuola sia stata messa in qualche modo da parte.
Sì, in modo molto preoccupante, anche perché i giovani sono il nostro futuro e guardano questo mondo, penso anche un po' sbalorditi, perché effettivamente, guardi, io le dico, per esempio, questa storia degli stati generali, di queste task force, non hanno portato risultati, per cui veramente ci si chiede se il paese va da una parte e la politica va da un'altra, cioè la politica continua a fare chiacchiere e la gente continua a fare sacrifici. Ecco, è ora di finirla. Se questo non finirà presto, mi preoccupa quello che può accadere in questo paese, perché ci saranno tensioni sociali fortissime e difficili anche da controllare, perché i giovani hanno il diritto di contestare, hanno anche il dovere di farlo, però ricordiamoci che ci sono anche quelle che poi vengono chiamate teste calde, che purtroppo possono creare problematiche che vanno oltre la semplice contestazione. In questo momento è stato lasciato in mano alle imprese la ripartenza, lei ha detto hanno dovuto anticipare i soldi, hanno dovuto far fronte insomma economicamente alla ripartenza, si è scaricato troppo sulle imprese, sugli imprenditori, questa fase 2. Le imprese stanno facendo quello che è giusto facciano, però è assolutamente vero che lo stanno facendo da sole. Ripeto, soldi non ne sono arrivati, le imprese sono preoccupate, gli imprenditori stanno mettendo mano al proprio portafoglio e questo ovviamente non può durare nel tempo. Per cui bisogna trovare la soluzione per poter tenere le aziende aperte anche in un momento di crisi, che non sarà una crisi che dura un paio di mesi, sarà una crisi che dura 6, 7, 8 mesi. Per cui questi decreti leggi non sono assolutamente abbastanza per affrontare il tema. Speriamo che in questi stati generali salti fuori qualcosa di serio e di concreto, perché noi abbiamo bisogno di concretezza, non di chiacchiere. Le dico, il mio terrore è che questi siano stati confusionali piuttosto che stati generali. Sono altrettanto severa come il mio collega Marinese che dice basta parlare di mascherine, che questo non vuol dire basta parlare di salute, attenzione, l'allarme vuol dire ben altro. Certo, l'emergenza sanitaria deve andare però di pari passo con l'emergenza economica. Presidente, grazie davvero, grazie infinite, perché insomma sono state parole molto chiare e ha centrato bene insomma il punto della situazione per quanto vi riguarda. Grazie davvero a Lorraine Berton, Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, buon lavoro e a presto, ci riaggiorneremo nei prossimi giorni. Grazie Presidente. Allora, vediamo se riusciamo, io ho la pubblicità, però se riusciamo a collegarci un attimo con Padova perché si sta per alzare in volo dall'aeroporto Allegri l'elicottero con le reliquie di Sant'Antonio. Quindi a brevissimo decolleremo per il sorvolo di tutta la provincia e arriveremo a Schiavonia. Come sapete la reliquia del santo, la Massa Corporis, è a bordo e noi documenteremo l'intera diretta, per quanto comunque anche per questioni di sicurezza immaginerete dobbiamo seguire protocolli rigidissimi, compreso tenere la mascherina a bordo. È fondamentale tenere la mascherina anche in questa situazione, benché i portelloni siano aperti. Davanti a noi padre Oliviero ha un'altra reliquia, una parte del costato, delle costole, una parte del costato di Antonio, e così come quella che è contenuta nella reliquia Massa Corporis, che viaggia da 39 anni in tutto. Ecco le immagini della reliquia solitamente portata in processione tra le vie di Padova. Quest'anno l'emergenza coronavirus ha stravolto il protocollo, ma sarà sicuramente una cerimonia altrettanto emozionante, con questo sorvolo delle reliquie tra i punti principali, caratteristici, insomma quelli che hanno segnato l'emergenza coronavirus nella provincia di Padova. Avete sentito le parole del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che seguirà in diretta tutto il sorvolo della città di Padova delle reliquie. Adesso ci dobbiamo però fermare per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco.
Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Avete sentito prima le parole del sottosegretario Variati, poi le dure parole del presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Laurent Berton, sulla situazione davvero difficile e lo saranno anche i prossimi mesi, perché le aziende dovranno far fronte ad una ripartenza non certo facile. Le perdite del lungo lockdown sono state molte e le risorse, quanto al momento stanziato, non sono sufficienti a far fronte appunto a quanto accaduto nei mesi di chiusure. Certo è che si attendono adesso le notizie che arriveranno dagli stati generali dell'economia voluti dal Premier Conte, con tutti i soggetti coinvolti. Ci sarà un incontro anche con i sindaci e le regioni che in qualche modo avevano polemizzato sul fatto di non essere state chiamate, convocate. Il governo ha subito, diciamo così, subito rimediato, perlomeno insomma è arrivato poi questo invito, e quindi ci sarà anche un confronto con i soggetti direttamente coinvolti nel territorio. Ci sono alcuni fatti di cronaca, diciamo così, extra coronavirus, che però è giusto darvi. 2 donne vicentine di 64 e 57 anni sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di aver sottratto 140.000 euro ad una pensionata di Schio, convincendola che si trattasse di una donazione a fini religiosi. Dovranno rispondere del reato di circonvenzione di incapace. Le indagini sono state svolte dai militari di Schio. E poi purtroppo un incidente, un uomo del Veronese è caduto in un dirupo per circa 25 metri. Da una prima ricostruzione, è accaduto nel Veronese, dei carabinieri di Caprino Veronese e della stazione di Negrar di Valpolicella, giunto in auto con 3 coetanei, avrebbe fatto un giro per concludere la serata trascorsa con loro in un locale. Il gruppo si sarebbe fermato in un punto panoramico della strada per scendere a fumare una sigaretta, ma l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato nel burrone, battendo violentemente il capo. I carabinieri di Negrar, che stanno ricostruendo l'accaduto, hanno informato l'autorità giudiziaria, che ha disposto di trasferire il cadavere all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma. E poi c'è anche un fatto di cronaca che arriva dal Padovano. Si tratta di una persona che aveva investito un pedone ed era poi fuggito. Non so se il servizio è pronto per ricostruire quanto accaduto. È il servizio sul pirata della strada. Vediamo la cronaca di quanto accaduto. Prima ha investito e ucciso il 63enne Leni Lorenzato a Vigo d'Arzare, poi è scappato e al padre, che più tardi chiedeva spiegazioni per la parte anteriore dell'auto danneggiata, ha detto: ho preso una buca. Un uomo di 31 anni è stato denunciato per omicidio stradale dai carabinieri. Il dramma ieri sera alle 23 a Vigo d'Arzare. A chiamare i carabinieri è stato un residente che poco prima delle 23 ha sentito il rumore di un colpo provenire dalla strada e dalla finestra ha visto un uomo a terra, ma nessuna traccia dell'auto che l'aveva investito. Sul luogo dell'incidente, poco dopo, è tornato il 31enne, accompagnato dal padre. Quest'ultimo ha raccontato ai carabinieri di aver ricevuto sul cellulare un SMS dalla compagnia assicurativa che lo informava del sinistro, e in garage ha trovato l'auto con la parte anteriore distrutta e macchiata di sangue, e quando ha chiesto spiegazioni il figlio ha detto di aver preso una buca. Tornati sul posto hanno trovato i carabinieri che stavano ancora eseguendo i rilievi. Gli inquirenti stanno raccogliendo le immagini di videosorveglianza e le testimonianze per confermare le responsabilità del giovane, che sostiene di non ricordare nulla dell'investimento. Intanto sul fronte del turismo ritorniamo a parlare di coronavirus, perché è riaperto da questa mattina a Verona il cortile della casa di Giulietta. Attualmente il protocollo consente l'accesso a 20 persone per volta, con ingresso e uscita separati. Nei prossimi giorni, una volta definito un ulteriore protocollo, sarà aperta anche la casa con il celebre balcone, per un totale di massimo 60 accessi complessivi. I primi visitatori oggi sono arrivati da Bergamo, Ferrara e Bassano della Grappa,
con famiglie e persone subito in coda fuori dal cortile. È un'altra bella giornata in tutti i sensi, ha commentato il sindaco di Verona Federico Sbuarina. Questa mattina c'è la gente in fila per entrare in arena e oggi riapriamo un altro simbolo della città come il cortile di Giulietta. Ora ci manca solo di riaprire anche la casa e Castelvecchio e poi l'offerta per i visitatori sarà completa. Dunque questa fase 3 anche del turismo riprende, per cui insomma si rimette in moto anche la macchina del turismo anche a Verona, naturalmente con tutti i dispositivi di sicurezza necessari. Intanto vi abbiamo fatto vedere prima le immagini della partenza dell'elicottero con le reliquie di Sant'Antonio. Vediamo ancora, proviamo a ricollegarci con proprio all'interno dell'elicottero con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. A voi giornalisti del lavoro, qui accanto a me Don Albertino, ringrazio per la sua presenza a nome della diocesi e poi in Angolino anche il mio fratello preside. Signore, significa una grazia per tutti noi avere questa occasione di far sentire a tutti la benedizione del Santo. Avete visto la reliquia del Santo inquadrata, la reliquia che volerà, abbiamo detto, sopra la provincia di Padova. Prima tappa sarà l'ospedale di Schiavonia con una benedizione, con una reliquia che proprio scenderà dall'elicottero per benedire quello che è diventato un po' il simbolo della lotta al coronavirus, l'ospedale, il primo ospedale che venne chiuso, rimase chiuso per diversi mesi fino poi alla riapertura e al ritorno della normalità. E poi Merlara e poi naturalmente si arriverà a Vo, altro simbolo, eccole qui, vediamo le immagini della provincia di Padova con la reliquia del santo che proprio è affacciata all'esterno dell'elicottero a simboleggiare la benedizione che vuole essere fatta proprio su tutta quella provincia di Padova, duramente, come tutto il Veneto, colpita dall'emergenza coronavirus. Come detto, appunto, si toccheranno i punti principali, quindi Schiavonia intorno alle 12:40, a seguire Merlara e poi Vo, la zona rossa di Vo che ricordiamo in settembre ospiterà il capo dello Stato Mattarella per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Restiamo pure con le immagini su queste immagini emozionanti, perché insomma questa simbolica benedizione ha un valore ancora più importante, visto che arriva in questi giorni in cui possiamo dire che la parte più forte dell'emergenza è finita, anche se proprio oggi arrivano dati ancora di criticità in alcune zone italiane, anche nel resto del mondo. Anche Pechino torna a fare i conti con nuovi focolai, quindi il virus purtroppo non se n'è andato, non se ne andrà così facilmente. Per questo sono importanti tutte quelle attenzioni che ormai conosciamo e anche queste immagini rappresentano simbolicamente quanto abbiamo vissuto, questa reliquia che non passerà per strada, quindi non ci potranno essere fedeli che potranno vederla da vicino come eravamo abituati a vedere, ma seguiranno, anche grazie proprio alle telecamere di Media Nord-Est, tutte le celebrazioni. Come detto, poi arriverà a Vo, che è diventato il simbolo, la prima zona rossa in Italia insieme ai comuni del Lodigiano, e simbolicamente si vuole così far ripartire con uno spirito nuovo dopo i mesi difficili della quarantena. Ecco qui il collega con Ferdinando Avarino, con il presidente Casellati. Sentiamo. Per visite istituzionali, il santo cui si fa riferimento è sempre Sant'Antonio, per noi è il simbolo della nostra città. E il fatto, questo volo e il ringraziamento a tutti gli uomini e le donne, i cittadini, il personale medico, è una benedizione per quello che hanno fatto. È un grande popolo. Grazie. Sono orgogliosamente padovana, orgogliosamente veneta. Grazie Presidente. Un popolo che si mette in ginocchio solo quando prega, disse lei. Ricordavo
ai tempi di Baia. Guardate il saluto di Padre Oliviero, bellissimo, sta salutando i residenti di questo territorio, le case che stiamo sorvolando e il santo a benedire questo terreno questo territorio che molto ha sofferto. Ecco, l'abbraccio di Sant'Antonio, straordinario. Sandro Ponchio, queste immagini meravigliose che sono la storia non solo di questa giornata, la storia di 800 anni di vocazione. Ed eccolo ancora. Sembra di essere in un quadro, uno di quelli che abbiamo descritto questa mattina dalla sala priorale. Certo, è cambiata un po' la tecnologia, stiamo raccontando tutto questo da un'altitudine diversa. Anche la reliquia che tiene in mano Padre Oliviero, per spiegarvi, è ancorata per questioni di sicurezza, così come i nostri microfoni devono essere ancorati. Adesso credo stiamo facendo ritorno all'ospedale di Schiavonia, dove, come sapete, ci sarà un momento, la benedizione dell'ospedale stesso da parte di Padre Oliviero, gli altri religiosi presenti, per ricordare questi mesi del coronavirus. I mesi di coronavirus che hanno così fortemente segnato questi territori. Ora credo si stia procedendo nuovamente. Non chiudono i portelloni, ma ci stiamo abbassando, stiamo per atterrare in uno spazio sicuro. Ecco, vibra un po' il santo e quindi è un disegno, i cerchi del grano, diciamo, ma è in realtà è un disegno fatto, lo vedete, nel grano. Credo che sia questo l'omaggio scelto dai residenti. Dunque, emozionanti del sorvolo delle reliquie del santo. Avete sentito anche le parole del Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, ma adesso andiamo subito a Marghera, perché è arrivato il Presidente Zaia, che oggi presenterà la nuova ordinanza per quanto riguarda il mondo degli spettacoli, e poi torneremo a collegarci con Padova per seguire ancora questo sorvolo. Ecco il Governatore. Iniziamo 4 minuti prima. Ne approfitto per dirvi che oggi darò il bollettino e poi do l'ordinanza che è pronta, quindi un'ordinanza anche corposa, importante. Se mi date una mano cerchiamo di chiudere entro l'1, dopo resta l'avvocato Boteo, che ringrazio per la redazione dell'ordinanza che abbiamo concluso, insomma, penso qualche minuto fa, e poi ovviamente ci sono gli assessori Lanzarini e Boccacini. Allora, rispetto al bollettino, scusate, c'è un po' di carte qua, ecco qua. Allora, i tamponi, diciamo che abbiamo superato gli 800.000, sono 802.241, sono 8.321 in più rispetto a ieri, e come vedete sta galoppando. Peraltro c'è uno studio della Cattolica, Carlo? Sì. Della Cattolica, che dice esattamente che siamo come si può dire, il recordman dei tamponi, quindi ringrazio tutte le microbiologie del Veneto, sono 14 microbiologie, iniziare da Padova poi per passare a tutte le realtà, e a tutti gli operatori, perché noi parliamo sempre di chi processa giustamente i tamponi in laboratorio, ma poi ci sono gli esecutori, i materiali esecutori del tampone. Avete infatti sentito l'altro giorno la dottoressa Cattelan che parlò appunto di tamponi, e loro ad esempio li fanno i tamponi.
Numero di positivi 19.215. Prego. È scappato qualche numero? No, il macchinario. Ok. Ne approfitto per ricordare che oggi è Sant'Antonio. 19.215. Ah sì, scusate, 112 più 13. Le persone in isolamento sono 8,31. I ricoverati sono 271, dei quali 41 positivi. Vedete, il numero sta scendendo velocemente. Le terapie intensive sono 13. C'è, parla ancora, ma staccate la spina. È Sant'Antonio oggi. 13, ma devo dirvi che un paziente si è ripositivizzato, quindi troverete un positivo e 12 negativi, ma non c'è una novità rispetto ai ricoveri. È un paziente che si era negativizzato, aveva 2 tamponi negativi, che si è ripositivizzato. Morti sono più 10 e sono 1977, dei quali in ospedale 1411. I dimessi sono 3.497 più 16. I nati 97. Due brevi considerazioni. Intanto volevo fare gli auguri a tutti le Antonie e gli Antonio, perché oggi è Sant'Antonio, quindi poi non è un santo di quelli da poco per noi veneti, per cui veramente è una festività che ci vede sempre molto attenti e rispettosi, quindi ne approfitto per fare gli auguri e li faccio veramente a tutti, e soprattutto il pensiero va a tutta questa comunità veneta, no? che venera il santo, e so che oggi ci saranno un sacco di celebrazioni. Poi volevo ringraziare i bersaglieri del Veneto, e lo aggancio a Sant'Antonio, quindi faccio gli auguri anche al presidente dei bersaglieri, che è Antonio Bozzo. I bersaglieri del Veneto hanno versato 10.000 euro per il Covid, e quindi ringrazio l'associazione bersaglieri del Veneto che hanno donato questi 10.000 euro e il loro presidente Antonio Bozzo. Ringrazio anche la Virtus Padova Calcio Femminile, che ha il vicepresidente Paolo Basso ha offerto alla protezione civile un tot di numero di spese per i meno abbienti, per le famiglie in difficoltà, e quindi ringrazio anche, che poi saranno distribuite, ringrazio anche la Virtus Padova Calcio Femminile. Facciamo gli auguri al signor Danilo Viviani, che oggi festeggia di Nogara, che oggi festeggia assieme alla moglie, la signora Carmela, di 95 anni, lui ne festeggia 100, e quindi facciamo gli auguri al signor Danilo. Ci tengo a fare gli auguri ai centenari, perché, come si può dire, sono persone che hanno fatto grande questo Veneto ed è giusto ricordarli. Passo all'ordinanza, recuperandone i tempi. L'ordinanza, come vi dico spesso, è ricognitoria. Questa lo è sul serio, nel senso che sta sostanzialmente, con questa ordinanza si apre tutto. È un'ordinanza che abbiamo soppesato settore per settore, vedrete fondamentalmente divisa in 3 parti. C'è una parte che è quella delle attività già aperte, che vengono prorogate secondo le linee guida che già conoscete, c'è un'altra parte delle nuove attività, e infine c'è una terza parte di alcune linee guida modificate rispetto ad alcune attività che già sono aperte. Nel senso che il blocco delle attività aperte che vengono prorogate hanno anche una modificazione rispetto ad alcune prescrizioni. Passerei subito, vi salto, dopo l'ordinanza vi verrà distribuita, dateci. Buongiorno. Oh, scusa, ho iniziato io 4 minuti prima, scusami. Però ho appena iniziato a parlare dell'ordinanza. Quindi dicevo, le attività, intanto partiamo dalle attività che si apriranno, o meglio che verranno normate, e quindi l'apertura sarà possibile. Tanto l'ordinanza scade il 10 di luglio, il che vuol dire che quella settimana, adesso
non è ancora, abbiamo definito il 10 luglio che è un venerdì, mi sembra, no? Che è un venerdì, e quindi fissatevi il 10 luglio. Attività economiche, sociali e ricreative, ripresa di attività. Cinema e spettacoli. Questo fra l'altro è un lavorone, Attenti. Le attività relative alle sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestra, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida di cui l'allegato 1. Data di apertura 15 giugno, quindi lunedì. Il numero massimo, ecco il passaggio, e con questa ordinanza abbiamo risolto un problema cannabisso. Il numero massimo di spettatori per cinema o altri luoghi di spettacolo, l'Arena di Verona, la Fenice e tutto quello che viene in mente, la Mostra del Cinema di Venezia, è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa che sia, dovendosi assicurare uno spazio libero tra le sedute fisse. Quindi un posto sì, un posto no, per tradurla in maniera comprensibile, identificate. E nel caso in cui le sedute fisse non siano identificate, che so, io non so se l'Arena ha i numeri fissati, immagino anche di sì, ma insomma, se ci fossero degli spalti che non hanno numeri, cioè degli spalti senza poltrona, per capirci, si tiene a distanza di 1 metro, punto, risolto il problema, senza tanta burocrazia. Quindi se c'hai le sedie ti metti una sì, una no, se non ce le hai a 1 metro di distanza. Sagre e fiere, data apertura 19 giugno. Vedrete che avete 2 aperture, il 15 e il 19. Allora, cinema e spettacoli il 15, sagre e fiere il 19, cioè venerdì prossimo. Le attività relative a sagre, fiere e altri eventi o manifestazioni assimilabili sono svolte in conformità dell'allegato, avete l'allegato. Congressi e grandi eventi fieristici. Le attività relative a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili sono svolte in conformità all'allegato 1, sempre da venerdì 19. Sale slot, sale gioco, sale bingo. Le attività delle sale slot, sale gioco, sale bingo sono svolte in conformità all'allegato 1, quindi sempre le linee guida, venerdì 19. Anche casino? Una roba a volta. Se non l'ho citato vuol dire che non dovevo citarlo. Discoteche e locali assimilabili. Le attività relative a discoteche ed altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento, in particolar modo serale e notturno, e per eventuali servizi complementari quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, eccetera, sono svolte in conformità all'allegato 1. Apertura venerdì prossimo, il 19. Casinò di Venezia. Emiliano non l'abbiamo messo insieme alle altre, perché il Casinò ha delle linee guida autoprodotte, perché abbiamo solo 2 casinò a livello nazionale aperti, che sono ovviamente Sanremo e Venezia. E San Vincent, sì. E il campione d'Italia invece è chiuso. Casinò di Venezia. L'attività del Casinò di Venezia deve avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza del lavoro sottoscritti dalla relativa amministrazione con i sindacati e con riguardo ai clienti, nel rispetto dei documenti trasmessi alla Regione con nota del 10/6/2020. Casinò apertura 19 giugno, venerdì prossimo. Attività sportive con contatto, calcio, pallavolo, rugby, tutto quello che viene in mente. Prego? Pallavolo non è contatto, sì. Sì. No, tra i giocatori della stessa squadra sì, c'è quell'aspetto. Sì, sì. Attività sportive con contatto. Guarda, ho letto delle robe sulla pallina del ping pong che c'è. No, ci sono dei paesi, potrei anche citarli, dove la pallina deve essere personale e usa e getta, c'è una roba, e poi dicono che noi complichiamo la vita, cioè qua vengono qui e trovano l'Eldorado
della semplificazione. Attività e paesi che noi riteniamo anche paesi simbolo per la sburocratizzazione. Attività sportive con contatto. Dal 25 giugno, questa è l'unica data in dissonanza rispetto a quelle di prima avevamo 15 e 19, dal 25 giugno, e c'è un motivo per cui è 25 giugno, è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale. La data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell'intesa con il Ministero della Salute. Qui ci manca ancora l'intesa, quindi il 25 è un po' la deadline, no? L'ultima data, però non escludiamo insomma che con un po' di buona volontà, di buon senso si possa chiudere questa partita. Altro punto che io definisco forse una grande novità e qualificante per la nostra comunità. Voi sapete che il 66,76% dei turisti in Veneto sono stranieri, delle 70 milioni di presenza. Presa in carico di turisti, risultati positivi. Io avrei messo eventualmente, proprio per assurdo avrei scritto. I turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultanti positivi all'esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell'azienda ULSS competente nel luogo dell'alloggio ed effettuata, quindi l'ULSS competente del luogo dell'alloggio, ed effettuata l'indagine epidemiologica e sono collocati in isolamento per 14 giorni. Presso dove? Presso gli alberghi che noi abbiamo convenzionato ancora un paio di mesi fa, vi ricordate quando c'era il grande tema dell'isolamento? Quindi se mai dovesse capitare, ma noi immaginiamo che non capiterà, o ci fosse il caso limite di un contagio e la necessità che in una coppia di dover mettere in quarantena, faranno la quarantena in vacanza. Non solo stranieri. No, però capite che abbiamo il 66,7%. No, non residenti in Veneto, perché quello residente in Veneto se ne torna a casa, a meno che non ci sia un residente in un'altra regione che per accordi tra le sanità si va a fare in maniera sicura la sua quarantena. Stiamo parlando di quarantena fiduciaria, non di ammalati, stiamo parlando di contatti, eccetera. Può accadere, l'abbiamo previsto, però è una grande novità, credetemi. Prosecuzione delle attività, evito di leggerle, sono quelle che già voi conoscete, che sono l'attività di ristorazione, le attività turistiche, cioè spiagge, stabilimenti balneari, attività ricreative, tutto quello che sono le attività ricreative alberghiere, extraalberghiere, i servizi alle persone, i parrucchieri, insomma tutta la lista qua la troverete, tutto quello che è già aperto e nessuno andrà a chiudere. Cioè quello che è aperto ad oggi, prima della firma, viene confermato tutto aperto con le regole di prima. Ci sono alcune varianti, sono 21 categorie, definiamole, che mantengono la loro apertura, qua non si chiude niente. Abbiamo delle disposizioni finali, speciali per alcuni comparti, ci sono state delle modifiche delle linee guida che sono l'infanzia dai 0 ai 17, c'è modifiche delle linee guida, quindi nelle disposizioni speciali e regionali è enunciata dai servizi per l'infanzia e adolescenza 0-17. Gli informatori scientifici per l'accesso agli ospedali sono già autorizzati dall'ultima ordinanza, ma abbiamo perfezionato ancora di più. Insomma, evito di star via, le piscine condominiali sopra i 9 appartamenti con l'identificazione del responsabile secondo l'assemblea di condominio. Sono una 5 o 6 punti, evito di star qui a farvi perdere tempo. Si confermano le mascherine, mutuando il dispositivo del DPCM che prevede le mascherine in Italia, vorrei ricordare, cioè l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e in tutti quei luoghi all'aperto dove c'è il pericolo di assembramento. Cioè se uno va a vedere uno spettacolo e ritiene di mettersi la mascherina perché il metro non gli basta, perché dice io voglio essere sicuro, se la può mettere e nessuno lo prenderà in giro. Cioè lo dico perché qualcuno mi dice ma io vorrei farlo, però ho l'impressione che poi qualcuno mi insulta. No, anzi è un atto di assoluta tutela. Vi ho già detto che è in vigore fino al 10, la storia delle contravvenzioni la sapete già, che vanno al fondo coronavirus, dai 400 euro ai 3.000 euro, anche qui è una disposizione nazionale, perché c'è anche chi ha perso tempo a fare polemica sul fatto che Zaia multa la gente. Zaia applica le leggi, non è che multa la gente.
e penso che con questa ordinanza fondamentalmente abbiamo dato la stura soprattutto alle aperture un po' più incasinate, perché voi pensate, a noi stava a cuore questa storia del cinema e degli spettacoli, perché sono i servizi culturali, c'è un sacco di lavoratori attorno a questo, oltre ad essere un servizio che dobbiamo garantire ai cittadini. Il tutto va interpretato con la massima prudenza, senza pensare che adesso facciamo festa a tutti, cioè le linee guida vanno rispettate, sono ancora, diciamo, importanti, penso le discoteche non è che possono avere proprio la libertà totale, ma insomma da qui al 10 di luglio intanto hanno la possibilità di aprire i giardini, hanno la possibilità di fare attività all'aperto, questo è fondamentale. Dopodiché, se i dati epidemiologici continueranno a darci ragione, si va nella direzione di allentare del tutto. Aggiungo solo una cosa prima di lasciarvi la parola, e vi ringrazio per la disponibilità e la comprensione, perché poi andrò via. È in vigore da quando? Ad oggi? Da oggi, da lunedì, nel senso che le aperture hanno una data, quindi dal 19 l'efficacia giuridica, anzi l'efficacia giuridica da oggi, l'efficacia, diciamo, amministrativa, cioè di aprire dal 15 o dal 19, in base alla categoria. Volevo dire una roba rispetto a ieri, così poi mi zittisco. Ieri abbiamo presentato un grande progetto, 2 milioni e 300 mila euro di fondi dedicati alla promozione del Veneto. Siccome ho letto qualche commentino di chi non ha capito nulla, vorrei specificare una roba, che la quasi totalità di questi fondi è dedicata alla promozione del Veneto, a comprare spazi pubblicitari nei giornali, nelle televisioni nazionali e straniere e, come vi ha detto l'assessore Caner, 350.000 euro di campagna social, cioè sui social media, fatta comprando spazi pubblicitari. Quando voi andate su Instagram, scusate, quando voi andate su Instagram o su Facebook o da altre parti e trovate la foto del Veneto con la gondola piuttosto che i Dolomiti, sapete che è stata sponsorizzata e pagata dal Veneto. A questo si aggiunge la parte influencer, che non è che la parte che viene finanziata con 2 milioni e 3, perché peraltro la quasi totalità degli influencer verrà semplicemente ospitata. L'assessore ieri è stato chiaro, c'è qualcuno e purtroppo anche qualche operatore che non ha capito, o meglio, forse noi non abbiamo il dono della chiarezza, e pensa che dedichiamo 2 milioni e 300 mila euro agli influencer. Non sarebbe nulla di trascendentale, uno può avere un progetto di marketing anche in questo senso, ma giustezza vuole che il tema è che la quasi totalità delle risorse, se non tutte, o la quasi totalità, viene dedicata a campagna pubblicitaria. Poi è canonica con la carta stampata, con le TV, o diciamo digitale, approfittando dei portali. Punto. Gli influencer, la quasi totalità anche di loro, insomma gran parte, vengono gratis perché? Perché gli offriamo delle esperienze. L'assessore forse ieri si è dimenticato di una roba. Gli influencer hanno bisogno di postare esperienze uniche, perché loro hanno un popolo da alimentare. Se tu garantisci, noi abbiamo degli influencer che abbiamo contattato che fanno per l'Italia e per l'estero, fanno sport estremi, la discesa da Val Brenta con il kayak, adesso a me sono concesso che sia uno sport estremo, o altre attività che sono il deltaplano da Cima Grappa, da Grappa, da Semonzo, va in questa direzione. O da Valdolada? Valdolada, sì, dall'Alpago, va in questa direzione, tutto qua. O che so, la scoperta del carsismo e quindi delle grotte carsiche in Cansiglio, questa è una delle esperienze che daremo, no? La grotta genziana che c'ha un forame di ingresso e poi c'è una caduta libera, adesso non so come si definisca, bisogna calarsi giù con le corde per metri e metri per arrivare, insomma, queste robe qua, cioè a me non sembra una roba difficile da capire, quindi chiaro adesso, no? Boh, allora, io so che voi avete capito, ma qualcun altro non ha capito. Allora, il mio ordine prevede, come sempre, Tosato, che ha anche una domanda straordinaria, Manzani, Emiliano, Palisi e Zambon. Ovviamente vi raccomando a tutti per cortesia, che sennò diventa... Dopo resta a disposizione l'avvocato Botteon per aspetti ipertecnici, se vi serve qualche deduzione. Prigioni, ti aggiungo? No. Ascolta, no.
Allora, io per non sottrarre spazio ai colleghi non parlo di ordinanza, faccio una domanda che è stata segnalata che riguarda i casi di reinfezione, infezione di ritorno. Sì. C'è il caso alla caserma Serena, nel Trevigiano, a Casier, c'è il caso di questa badante moldava di ritorno dalla Moldavia che ha infettato altre persone, c'è un caso che mi segnalano anche in una casa di riposo del Padovano, a Bovolenta, dove ci sono state molte vittime. Una sua valutazione, è il caso forse di prevedere una qualche forma di profilassi per queste persone che tornano da paesi un po'... Ma guardate, allora, intanto diciamo che l'Italia ha deciso di non far le quarantene, a meno che non siano cittadini che provengono dagli Stati Uniti o da altre realtà, adesso non ricordo tutta la lista dei paesi, quindi l'area Schengen non è soggetta a quarantena, primo aspetto da dire. E quindi noi ci adeguiamo alle scelte che ha fatto il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Perché l'unica profilassi, vi ricordo, è quella dell'isolamento fiduciario, cioè arriva una persona da fuori, tu gli dici guarda ti metti in quarantena 14 giorni, se non ti ammali vuol dire che sei sana e punto. Dopodiché questi sono casi isolati, molto isolati rispetto all'incidenza che abbiamo avuto, si applica il piano di sanità pubblica. E io penso che il tema più eclatante sia quello della badante, in tutta sincerità dal punto di vista epidemiologico, no? Questo pulmino che gira, che ha più persone a bordo e dove non c'è nessun modo peraltro di rintracciare tutti i componenti, perché poi immagino anche che non fossero proprio tutto perfetto su sto viaggio. Ecco, forse dovremmo invece pretendere che quando ci sono attività di gruppo ci sia l'atteggiamento del buon padre di famiglia, si dice in giurisprudenza, che ci sia la possibilità che chi ha il governo del trasporto o della gita o dell'organizzazione tenga nota dei nomi, questo per poter rintracciare i contatti, non per un fatto di, come si dice, di avere una lista degli untori, ma semplicemente per dare una mano a queste persone che rischiano di ammalarsi senza sapere che potrebbero essere contagiate, quindi un servizio che si dà a loro. Bene, Filippo soddisfatto? Lanza. Presidente, buongiorno. Ciao. Quando lei dice il Veneto si assumerà la presa in carico dei turisti, soprattutto stranieri, nel senso che quando uno viene qua non fa parte del nostro sistema sanitario e quindi se si fa male rischia di o all'assicurazione o altro, significa che poi la Regione si farà carico anche delle spese vive, cioè i 14 giorni in quarantena, l'assistenza sanitaria paga tutto la Regione. Sì, peraltro se sono cittadini, sto parlando di cittadini Schengen, sto parlando dei cittadini europei. I cittadini europei hanno anche la copertura perché ormai il tema dell'assistenza sanitaria, ma comunque per i turisti, valutando che è un caso estremo e in un'emergenza, assolutamente sì. Avete previsto un budget? No, ma rientra nel nostro sistema sanitario, insomma. Lei dice che si confermano le mascherine nei luoghi chiusi dove c'è rischio di assembramento. Le linee guida nazionali hanno previsto che al cinema, una volta che si è seduti a guardare il film, si possa stare senza. Sì, è corretto. Siete in linea? È corretto, sì, in linea. Guardate, noi adesso, grazie per la domanda, abbiamo citato tutto il testo. Io ho fatto una sintesi, anche se volete un po' spannometrica. Siccome so che ormai siete degli esperti su DPI e altre robe, comunque fate riferimento alla disposizione nazionale. Ultima domanda, quando dice poi si potrebbe andare nella direzione di allentare il tutto, sì. Che cosa avete, cioè questo significa se non ci saranno casi positivi eccetera, che cosa avete in mente? Che ci togliete le mascherine o che oppure alcune attività economiche potranno operare senza più tutte le disposizioni cui sono sottoposte? Guarda, allora il DPCM scade il 15, se non ricordo male, il 15 di luglio, quindi il governo a quel punto si dovrà porre la questione, il quesito di capire cosa fare, sia rispetto ai DPI, confermarli, eliminarli o ridurne l'uso, quindi sto parlando delle mascherine, che sia rispetto alle linee guida delle singole attività, come dici te. Non escludo che si vada verso un allentamento ulteriore, perché se i dati epidemiologici saranno addirittura migliori, capite che si va a zero o sotto zero. Ovvio è che bisogna sempre controllare il bollettino tutti i giorni, perché se nascono focolai è ovvio che si torna indietro.
Sufficiente? Grazie Alda. Emiliano. La partita, guarda, la partita dei dispositivi è sempre stata una partita di competenza del governo. Quando noi dicevamo qualcosa sui dispositivi era sempre per restringere, non per allargare l'utilizzo. La legge a noi non permette di essere più estensivi, ci permette di essere più restrittivi. Emiliano. È vero che noi abbiamo applicato delle norme del governo, perché poi qualcuno fa il fenomeno, siccome la memoria umana è sempre labile, e dice ma Zaia alla fin fine vuole sempre essere più realista del re, no? Ma noi abbiamo applicato un sacco di norme in maniera restrittiva rispetto al governo. Voglio ricordare che in Veneto si sono chiusi i supermercati la domenica e il governo ne prevedeva l'apertura. Voglio ricordare che in Veneto abbiamo obbligato l'uso delle mascherine fino al 15 dal 18, quando è stato? All'inizio di giugno? Sì, dal 18 maggio al 3 giugno noi abbiamo dato l'obbligo della mascherina all'esterno, invece a livello nazionale non c'era, quindi i 200 metri da casa ce li siamo inventati qui in Veneto, vi ricordate la famosa ordinanza dei 200 metri? Insomma, queste sono le cose che noi abbiamo fatto. Presidente, buongiorno. Alda ha anticipato un pochino la stessa domanda che volevo porre. Allora le chiedo, ma la nostra regione, ad esempio la sanità regionale o nazionale, non può chiedere poi il rimborso, forse come si faceva un tempo, magari a quella d'origine del turista? E le chiedo, avete parlato anche di alberghi convenzionati, le chiedo, ma ci può essere l'albergatore che si rifiuti alla fine di ospitare per paura, per timore? No, perché noi abbiamo fatto una convenzione, abbiamo fatto un accordo, quindi noi garantiamo l'ospitalità. Per le risorse ti dirò anche per un fatto di ospitalità, di come si può dire, anche di buon gusto, cioè, di classe. Tu dici giustamente, io non trovo corretto che un turista che viene qua, stiamo parlando di una situazione che non si verificherà mai, io spero, cioè che gli presentiamo anche il conto perché si è positivizzato, cioè. E non si può comunque allora avere una convenzione da casa sua, cioè allora questo è un altro scenario, però decisamente no, insomma. Veneto ospitale. No, ma le chiedevo, non c'è quindi possibilità di rifiuto da parte dell'albergatore, quindi cioè, io ho paura, non voglio avere sono quelli convenzionati, no, non sono alberghi destinati all'attività turistica, non è che hanno turisti e hanno un po' di persone in isolamento fiduciario, sono delle strutture che sono dedicate a questo. Forse mi perdoni, non ho capito io. Facciamo un esempio, io famiglia tedesca mi trovo in un albergo qualsiasi, scopro di appunto essere positivo, in quel caso come avviene? Se tu sei a Jesolo in vacanza, sì, o a Caorle o dove, perché poi mi chiamano e dicono ma lei cita sempre una località, a Sottomarina o Rosolina, se c'è un albergo convenzionato lì ti mettiamo lì, se no andrei, che so, da un'altra parte di fare 15 giorni ad Asiago piuttosto che a Cortina o da qualche altra parte dove c'è l'albergo convenzionato, però tutto una gestione da parte del servizio di prevenzione. Grazie Presidente. Prego. Ovviamente il più vicino alla località, questo adesso ho fatto degli esempi. Parisi cede il posto a Zambon oppure non ho capito bene? Salve a riprenderlo subito dopo. Bene. Buongiorno. Ciao. 3 cose veloci. Mi pare di capire che per le linee guida sono tutte condivise a livello nazionale tranne quelle sportive? Sì. Perfetto. Un'altra cosa, c'erano molti post dopo la diretta di ieri di famiglie con figli disabili che non riescono a vedere eccetera, non so se lei... Dopo ve ne parla l'assessore. Ecco. E allora una cosa extra ordinanza, agli stati generali che si aprono oggi c'è un unico rappresentante veneto di fatto che è il ministro D'Incà, lei ha già detto siamo rimasti esclusi. No, io non ho fatto, guardate, io non ce l'ho detto. No, ho osservato come tanti altri. Non cambia niente, oggi c'è una videoconferenza con i presidenti di regione alle 3:30, 4:30, non ricordo più, 3:30, e per definire la delegazione che andrà, immagino per carità, ci sarà una delegazione ristretta che farà la videoconferenza, non so se andranno in presenza, adesso non ve lo so dire, a fare questo passaggio, appunto, vorrei parlare di coronavirus. Si aspetta qualche risultato concreto o l'ha inquadrato come un appuntamento, diciamo, no, guardate, c'è chi era? Berlusconi che diceva che le migliori riunioni che si possono fare sono quelle senza sedie, no? Perché così durano poco. Io penso che questo paese, tra task force, piani Marshall e stati generali,
non se ne è mai fatti mancare uno. Adesso dobbiamo passare alla parte operativa, cioè ormai, come si dice, la mira l'abbiamo presa da un pezzo, adesso cerchiamo di prendere il bersaglio, che è quello di fare ripartire l'economia. Parisi, a questo punto tocca a te. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Brevemente una domanda sull'ordinanza. Che cosa prevede nello specifico per il settore discoteche? Cioè quali le linee guida per questo comparto? Beh, intanto stiamo parlando di servizio all'aperto. Okay. Prima? Sì. Sì, all'aperto, e quindi c'è il distanziamento sociale, le solite robe. Comunque dopo vediamo la scheda, così avete tutto. Io non ho... Solo all'aperto. Questa fase è aperta. Poi speriamo di chiudere la partita per i primi di luglio, o forse anche prima, non ve lo so dire, se troviamo un accordo per poter anche iniziare. Allora, il tema della discoteca ha un solo problema, e se voi ci pensate, riempiamo i cinema, riempiamo i teatri, ma il tema della discoteca è quello del ballo, no? Del contatto fisico e di tutto quello che potrebbe essere sto aerosol di vaporacqueo emesso dalle persone. Ovvio che purtroppo le discoteche sono le prime ad essere state chiuse, sono le ultime a riaprire, e va riconosciuto la difficoltà che ha questo settore, è un comparto che per noi è strategico per la promozione turistica. Pensate al mare, guardate, io ne parlo spesso col collega Bonaccini e anche con Federica, ma Bonaccini in particolar modo come il Veneto ha un'offerta turistica della Riviera che non può prescindere da dare servizio, perché siamo targetizzati su molte città anche nostre balneari, e pensate al lago o quant'altro, su un target giovane. E target giovane, se no va a Ibiza, va a Formentera, vanno da altre parti, no? Cioè è inevitabile. Ci sarà una misurazione della temperatura all'ingresso per quanto all'aperto? No, la temperatura non abbiamo prevista, se non ricordo. Può, sì, abbiamo messo possono, ma non è obbligatorio. Grazie. Poi avete visto che è stata messa in discussione anche la temperatura, per cui sparisce anche il termometro. Prima i guanti, dopo il termometro. Alla fine sparirà anche il virus. Ce la vogliamo. Allora, Prigioni, se qualcuno ha... volevo dire una roba, poi ne parlerà l'assessore Lanzarini. Noi stiamo lavorando a un'altra ordinanza impegnativa sul fronte disabili, case di riposo, ma non vi possiamo anticipare tante cose perché siamo veramente al blocco di marmo, stiamo tentando di capire, di tirare fuori una bella statua nello scolpirlo, questo blocco di marmo. Presidente, buongiorno. La conferenza adesso delle 13 è qualcosa di importante? No, nel senso che si sono accavallati gli impegni. Quindi non c'è nessuna decisione? No. Grazie. Prego. Passo. Altre domande? Rapito per sapere qual era il programma della giornata e delle conferenze, però ho capito che non può anticiparci nulla, resta però il fatto che c'è tanta sofferenza nelle case di riposo, perché voi avete fatto le linee guida, la Regione ha dato le indicazioni, dopodiché come voi avevate sottolineato gli enti sono autonomi e non aprono. Allora guardate, noi siamo inquietati dai messaggi che arrivano dalle famiglie, che hanno tutte le ragioni di questo mondo. Allora c'è il non autosufficiente, magari non in grado di intendere e volere, che ha bisogno della visita dei familiari, ma ci sono anche coloro, sono tanti, che sono in grado di intendere e volere e stanno vivendo l'isolamento totale e l'abbandono. Quindi si sommano a disagi già fisici, disagi psicologici non irrilevanti. Abbiamo capito che le linee guida caricano di responsabilità molte gestioni e molte gestioni non se le vogliono assumere queste responsabilità. Non lo dico come polemico, lo dico umanamente, dicono, e poi se mi trovo un focolaio, allora stiamo tentando di fare un'ordinanza / piano di sanità pubblica ulteriore che dia modo alle gestioni di essere più tranquille, però voglio sempre ricordare che poi c'è sempre qualcuno che firma, cioè io, perché lo dico a tutti gli eroi che ci sono in giro, non sto parlando del caso di riposo, che le ordinanze hanno sempre la firma, per cui vuol dire che stiamo trasferendo la responsabilità dalla singola gestione a un piano di sanità pubblica che dice aprite con queste modalità e non si discute se aprirlo o no, ma si devono aprire. Ovvio che stiamo tentando di fare una cosa che stia in piedi e che sia valorata dal punto di vista scientifico.
Presidente, non lo disturbo più. No, avete esperienze in tal senso da altre regioni? Sì. Cioè, l'Emilia Tutti i Romagna, colleghi cosa stanno facendo? Stanno tutti lavorando su questo fronte. C'è chi ha già prodotto qualcosa, tipo la Toscana, l'Emilia Romagna sta elaborando un progetto come noi. Insomma, stiamo anche condividendo buone pratiche, onestamente. Sì, dopo l'assessore vi lascio l'assessore. Però ecco, non anticiperei nulla di questa cosa perché oggi abbiamo l'ordinanza. Non è che ce l'abbiamo domani questa cosa, è la prossima settimana. Se non avete altre domande vi dico che lunedì, prego. Una curiosità. Sul suo grande amico Bonaccini, per caso le ha chiesto di partecipare agli Stati Generali nella delegazione? No, non siamo a questi livelli. Guardate, oggi ci sarà una videoconferenza alla quale parteciperà, fra l'altro, dovrei partecipare io e parteciperà anche il vicepresidente Forcolini, ma è semplicemente ricognitoria per capire cosa fare, se andare, non andare, come andare. Immagino che alla fine, conoscendo la conferenza, sarà delegato il presidente e si porterà un paio di presidenti che vogliono andare, tutto qui. Ma è una roba in totale tranquillità. Guardate, se ci fosse la distribuzione di soldi ci andrei subito, ma mi sa che non si distribuisce soldi. Fra l'altro avete visto il bel risultato di ieri, 325 milioni di euro nell'accordo nazionale per le opere Olimpiadi, sto parlando, no? Per le opere per le Olimpiadi, del famoso miliardo, 325 milioni al Veneto, 473 milioni alla Lombardia, 120 milioni a Trento e 82 milioni a Bolzano. Per noi significa le due opere prioritarie, la variante di Longarone e quella di Cortina, per capirci. Visto che qualcuno diceva che l'Olimpiadi serve solo a qui che piace sciare. E con questo, ringraziando i colleghi per la puntualità e la sintesi. Sì, lascio l'assessore Lanzarin. Poi potete massacrare Botteone. No, tenetemelo in vita Botteone. È pagato apposta. Botteone è un po' partito perché ha fatto 110 giorni con me, non era ancora allenato così tanto. Noi invece siamo un fiore. Però adesso può fare l'interprete. Adesso capisce al volo Veneto, no Veneto. Però insomma no, grazie all'avvocato Botteone perché ci ha assistito tutti i 110 giorni, è stato qui con noi e quindi grazie. Mero esecutore delle volontà. No. Centrali. Io per consolarlo gli dico sempre che potrà dire ai suoi nipoti io c'ero e quindi questa è la sua consolazione. L'importante è che lo dica, sì, c'ero. No? Grazie, buon sabato. Grazie. Lunedì c'è il professor Vianello, grande pneumologo, e quindi anche lui porta la sua esperienza e la partita dei polmoni, perdonatemi, l'esposizione non è irrilevante sulla partita coronavirus, per cui ci tenevo che venisse, vi dà la sua esperienza di pneumologo e di colui che ha gestito le subintensive, quindi avete avuto, i veneti hanno avuto, sentite in viva voce, l'intensivista e avete sentito malattie infettive 2 esponenti, adesso avremo le subintensive che sono esattamente quella realtà che ci ha permesso di fare da ammortizzatore e ci ha permesso di non andare in tilt. Grazie. Ci vediamo domani. Signor Zaia, scusi, prego. Io sono di Roma e sono venuto apposta per fargli i complimenti per il suo operato. Vivo a Gagliera ma so 20 anni che sono qua e per il suo operato io sono venuto da Gagliera Veneta per fargli i complimenti per tutto quello che sta facendo. Ah, grazie mille, grazie. Arrivederci. Buongiorno, grazie. Romano di dove? Di Cesano di Roma. Cesano, da Monteverde. Ora che nessuno mi interessava di È la passione e il cuore, Presidente. Il bolognese dica che sei romano. No, ma insomma, c'è una passione. Prego, Assessore. C'erano domande per l'Assessore o volete... dai piedi così iniziamo, tutti sentono l'argomento. Buongiorno Assessore, appunto ci sono molti post che chiedono
quando, come sarà possibile rientrare in contatto con i figli disabili, ad esempio, nelle comunità che sono ancora molto strette? Allora, come diceva il Presidente, la tematica è una tematica complicata e delicata, quindi userei questi due termini. Complicata perché noi abbiamo servizi residenziali, semiresidenziali, disabilità, salute mentale, minori con problemi comportamentali, anziani, autosufficienti, non autosufficienti, insomma tutto il sociosanitario. Allora cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di fare una linea unica, una linea di indirizzo, linea guida unica, suddivisa poi per settori, dove quindi raggruppiamo tutti. Perché adesso abbiamo se no pezzettini di qua, pezzettini di là e soprattutto c'è la grande tematica delle visite in alcuni casi, quindi delle visite rispetto appunto agli anziani, ai familiari come diceva il Presidente, nelle comunità anche alloggio per disabili lo stesso della visita del familiare. C'è il tema di quelle situazioni in cui i genitori anche portavano per il fine settimana a casa il disabile o i parenti o il familiare o il minore, quindi anche l'autorizzazione a uscire dalla struttura e quindi non solo a fare visita, quindi stiamo cercando anche di dare indicazioni per questo. C'è il discorso degli incontri protetti assistiti per quanto riguarda appunto minori dati in affido e quindi che sono stati in alcuni casi sono stati aperti, altri no, quindi anche qui un po' di macchia di leopardo. C'è tutto il discorso della salute mentale. Quindi la volontà è quella di fare un provvedimento unico, penso inizio settimana prossima, lunedì ci lavoriamo su questo, proprio cercando di mettere in fila un po' tutte questi settori, queste categorie. Allora cosa c'è? Che sicuramente la tematica è una tematica molto sensibile e questo lo capiamo, guardate, mi arrivano centinaia di messaggi, di mail, anche a volte molto duri, a volte anche insomma che ci pregano di riaprire. D'altra parte poi io mi confronto con i gestori, con i rappresentanti dei gestori, sono tutti molto spaventati nel dire riapriamo totalmente, ritorniamo come era prima, eccetera. Quindi dovremmo cercare di utilizzare quella attenzione che abbiamo utilizzato per gli ospedali, insomma con, io credo, insomma, regole chiare, poche regole, quindi non forse troppe, contingentate, le prenotazioni, tempi più brevi, insomma queste cose qui. Quindi stiamo cercando appunto di elaborare un documento che vada in questa direzione e che dia una risposta, insomma. Tenete conto che le strutture che vi citavo sono tutte strutture che rientrano nello screening del piano di sanità pubblica, ossia che ogni 20 giorni vengono rifatti i tamponi, quindi non solo per gli anziani ma anche per i disabili. Quindi comunque sono delle strutture che rimangono attenzionate e rimangono sotto screening ogni 20 giorni. Assessore Cosso, buongiorno. Senta, mi faccia capire però che cos'è che ha reso ancora più complicata la vita in questi luoghi, parlo delle RSA in più, forse ho capito male, parlava di abbreviare anche magari un po' i tempi. Lei sa che ci sono persone che riescono magari a vedere per soli 11 minuti il proprio genitore, altri solo una volta alla settimana, mezz'ora, come insomma le persone che aveva ricevuto la settimana scorsa. Quindi capisco che è una partita veramente complicata, ma cos'è che non funziona insomma in queste linee guida? Cioè cos'è che spaventa il contagio in sé per sé o non riuscire a rispettare queste linee guida? Io credo che insomma il fatto che comunque voi sapete insomma sono delle strutture che sono state molto provate, insomma il numero di casi, di positivi, di decessi insomma lo dice chiaro. Che il virus in queste strutture entra con facilità. Guardiamo l'ultimo caso di Roma, comunque è un caso di una struttura, cioè, quindi come anche il nostro ultimo caso che aveva qualche numero di più rispetto, quindi parlo di un paio di settimane fa, era un caso di una struttura di Verona, una struttura religiosa di Verona, quindi cioè, è chiaro che sono strutture che comunque rimangono, tra virgolette, logisticamente insomma molto più sensibili rispetto a qualsiasi altra situazione. E dopodiché perché credo che sia difficile da parte degli operatori, di chi lavora all'interno, controllare anche poi i familiari, quindi controllare, è chiaro che subentrerà il patto di responsabilità, quindi la responsabilità da parte del familiare piuttosto che del gestore, dell'operatore,
però io credo che la paura sia anche quella di non riuscire, insomma, se arriva tanta gente, se la gente rimane lì tutto il giorno, se vanno in giro per la struttura, quindi non rimangono in dei locali dedicati, e questo può creare insomma un po' di preoccupazione, credo che sia normale, quindi dobbiamo cercare di mettere insieme tutte queste cose, di creare secondo me le condizioni per i familiari, che è giusto che vadano a visitare i propri cari, a stare con i propri cari, insomma anche a prestare appunto quell'assistenza che in alcuni casi è vitale e lo riconosciamo, dall'altra insomma operatori, gestori, insomma di avere quella tranquillità. Grazie Assessore. Assessore, avete dati su il numero degli anziani o disabili che sono stati accolti in questi 3 mesi e mezzo, cioè nuovi ingressi, oppure siamo allo zero, nel senso che nessuno... Gli ingressi erano chiusi, abbiamo riaperto gli ingressi dal 25, l'ultima era quella del 25, le linee guida mi sembra siano del 25 di maggio, possiamo per settimana prossima provare, quindi non lo so neanche io quanti dal 25 di maggio, siamo al 15, quanti sono entrati, questo possiamo fare una verifica e capire quanti nuovi ingressi dalla riapertura che è del 25 di maggio, mi sembra a memoria, no ma il 25 era, poi l'abbiamo recepita nell'ordinanza del 29, quindi era del 25, vediamo dal 25 quanti, quindi settimana prossima vi diamo un dato. Altre domande? Ne avremo tantissime per Botteo, ma se non ci date l'ordinanza? Dobbiamo leggerla prima. È il tempo di sistemarla un attimo, e sapete che arriva sempre metà pomeriggio, il tempo per fare le grafiche. Vabbè, non possiamo osservarlo. Avvocato, nelle linee guida il Presidente parlava di tre sezioni, le attività già aperte, le nuove attività. Anda un attimo che lo mettiamo lì, se no le TV non sentono niente. Sì, intanto faccio una domanda. Sì, ma magari non sente. Ecco, così. Sì, no. Ecco, a posto, scusa, così sentono anche bene tutti. Perfetto, grazie. Grazie. Avvocato, il Presidente parlava di questa ordinanza suddivisa in 3 parti, le attività già aperte, le nuove attività che ci ha elencato e poi alcune linee guida modificate. C'è qualcosa di qualche aspetto saliente nelle modifiche? Beh sì, diciamo che le modifiche più significative sono rispetto alle attività che erano già ammesse, tipo ristorazione, piscine, bagnazione, un adeguamento delle misure in relazione a un miglioramento della condizione epidemiologica e quindi un limitato contenuto abbassamento del rigore delle misure e con il mantenimento di gran parte comunque delle prescrizioni che sono state fin qui adottate. Per esempio, ecco, per quanto riguarda le piscine c'è stata l'introduzione di un concetto nuovo rispetto a una disciplina che era già stata introdotta, che è la distinzione tra piscine con attitudine natatoria, cioè con la possibilità della pratica del nuoto, no? Quello disteso, ecco, quello non necessariamente agonistico, ma quello degli stili di nuoto, e la piscina di dimensioni molto più ridotte da attività ricreativa di mero riposo, per cui ecco, per queste seconde per esempio non c'è un abbassamento del limite di affollamento, abbassamento nel senso che è possibile ovviamente una presenza più ampia e l'adozione di misure meno impattanti dal punto di vista di tutte le caratteristiche naturali del sistema idrico. Questo è sostanzialmente l'adeguamento al miglioramento della situazione epidemiologica, salvo il fatto che gran parte delle schede hanno conservata la strutturazione. Scusi Avvocato, buongiorno, posso inserire
Un secondo su questa questione. Per quanto attiene invece alle piscine condominiali di cui hai fatto riferimento con semi-olimpioniche, poniamo anche questa questione, ad esempio. No, perché allora hanno sia attività natatoria che ricreativa. E quindi quante persone possono entrare? Se ci può fare un esempio nello specifico. In sintesi vale il parametro dei 7 metri quadrati per ciascuna persona presente nello spazio idrico. Poi ci sono tutti gli spazi accessori che sono regolati, i solarium sono regolati in maniera molto dettagliata dalle schede che sono state integrate. Ecco, sicuramente molto più dettagliata, anche se l'attività non era ancora ammessa, ma era disciplinata dalle precedenti linee guida, è la scheda relativa alle attività di spettacolo. C'è una distinta previsione sulla produzione musicale con la considerazione per esempio di quelle particolarità che sono le prove degli orchestrali con un distanziamento particolare nel caso degli ottoni che hanno, ecco, lo dico perché è una cosa chiaramente molto specifica, ma ecco, prima non era puntualmente considerata, ma ecco, questo è stato oggetto di un intervento che senza particolari condizionamenti, ma precisando, ecco, delle condizioni che sicuramente sono pertinenti rispetto al problema della tutela degli stessi orchestrali, è stato oggetto di ridefinizione e di integrazione. Avvocato, posso? E c'era un po' Emiliano. Mi pare che la differenza, avvocato, sia fare, come dicono a Roma, fare la piscina vera e la bagnarola. Perfetto, diciamo, possiamo citarla nella prossima. No, se non romano per me capisco. Ecco, avvocato, è difficilissimo, anzi impossibile dar conto di tutte le norme nel dettaglio, no? Perché sono specificità, eccetera. Però, per chiarire un po' anche a chi ci ascolta, no? Per sommi capi, è corretto dire che nelle attività di spettacolo, i cinema, i teatri, le sale musicali, la lirica, si entra con la mascherina, poi ci si siede a distanza e ci si toglie la mascherina? Questo possiamo dirlo? Sintesi perfetta. Ecco. Questa è la filosofia della disciplina che è contenuta in quella scheda lì e in gran parte delle schede analoghe, tipo ecco, quella per esempio per gli eventi fieristici, ecco, ma delle prescrizioni analoghe. La ristorazione in fondo è molto simile e la struttura, ecco, delle disposizioni è questa: l'ingresso, l'accesso al momento di, diciamo, possibile potenziale disordine, quindi di assembramento, e lì c'è la disposizione dell'obbligo dell'uso di protezioni delle vie respiratorie. Una volta stabilizzata la posizione dello spettatore o del visitatore, c'è, nel rispetto del distanziamento che è oggetto di una prescrizione specifica, c'è la possibilità di vedere lo spettacolo un po' più rilassati senza dispositivo, e poi nella fase successiva si riprende l'utilizzo di quello strumento di tutela che è la mascherina, che è effettivamente ancora, alla luce dell'esperienza dei mesi passati, uno strumento sicuramente pertinente e utile per la prevenzione. Ecco, invece per quanto riguarda, diciamo, le attività di intrattenimento, cioè discoteche, sale da ballo, dancing, quello che è, lì sono ammesse sostanzialmente solo all'aperto, senza mascherina, ma solo all'aperto. Sì, diciamo così. Esatto. Con l'indice di affollamento. Il ballo è ammesso all'aperto. Ecco, ovviamente le strutture chiuse, hai chiuso quegli spazi che possono essere preliminari rispetto all'uscita nelle aree all'aperto, sono accessibili, non è tutto chiuso. Quindi la somministrazione delle bevande può avvenire all'interno secondo certe regole. O la mascherina? Sì, certo, salvo che durante la somministrazione e il consumo dei prodotti. Posso chiedere solo una cosa sul
cinema c'è una semplificazione prevista fra uno spettacolo e l'altro, una volta al giorno, la sera, per le sale chiuse, per i cinema. Ci sono? Semplificazione. Sì, ogni turno è soggetto a un intervento di sanificazione. Sì, ecco, però c'è altro principio di carattere generale, l'indicazione che quando un gruppo di utenti si sposta dal luogo, gli operatori, i gestori devono provvedere agli interventi possibili di sanificazione. Questo vale in relazione a tutti gli spazi chiusi in cui si svolgono delle attività che sono ammesse alle schede. Carlo, aspetta che dico una cosa. Prego, Assessore. Per quanto riguarda l'ordinanza, faccio una cosa di principio. Eventualmente, quando arriva l'ordinanza, senza massacrarlo, perché poi il telefono è uno, magari se qualcuno ha delle questioni da sottopormi, penso soprattutto ai quotidiani, magari devono fare tabelle, grafiche, magari se mi fate uno scrivo e mi mandate i quesiti, io gli giro l'avvocato, votevo per l'avvocato, così la domenica abbiamo così, mi sacrifico io. No, volevo solo dire che per quanto riguarda i servizi per l'infanzia ci sono delle semplificazioni, questo credo che sia più importante. C'è la semplificazione nel senso che la temperatura non è più obbligatoria ma raccomandata. Quindi la temperatura è raccomandata o consigliata dappertutto, cioè non c'è più, prima voi sapete che per i servizi per l'infanzia noi l'avevamo messa obbligatoria, le linee guida nazionali invece hanno detto consigliata o raccomandata, quindi noi ci siamo adeguati, quindi non c'è più l'obbligo della temperatura. In più c'è la dicitura che i rapporti, quindi l'1:5, l'1:7 o l'1:10 in base alle fasce d'età, non sono più fissi ma consigliati o raccomandati, quindi questo dà anche un margine, quindi ci sono queste piccole cose che però comunque sono un'apertura sicuramente di flessibilità più migliorativa. Sì, anche il panino che può essere portato, sì. E la mascherina lo stesso solo se non c'è il distanziamento, se c'è il distanziamento non serve la mascherina. Questo da che fascia? Tutte? No, i bambini sono esentati. Sì, no, i 6 sono esentati, gli altri insomma abbiamo riportato la dicitura che c'è nelle linee guida della Bonetti per capirci, che dice che se c'è il distanziamento quindi non serve la mascherina. Alda e poi Tosato per Bottacin, ANSA, no, che sono le tre cose principali di quelle per i servizi per l'infanzia, il resto è uguale, l'impianto è uguale, quelle che conoscevate che avete già visto. Avvocato, discoteche si balla sempre da soli, vero? Sì, ecco, c'è stata l'assessore, l'attrice di stanze. Di coppia, ma... Sì, allora ecco, però se è così possiamo dire che c'è un indice di affollamento che è sempre individuato, determinato in termini più o meno geometrici, per cui la superficie degli spazi da ballo e accessori sono proporzionate in considerate ai fini della determinazione del numero delle persone che possono essere presenti, e si dice perché nelle zone di ballo deve essere assicurato dal punto di vista della determinazione delle persone che accedono un distanziamento di 2 metri. Per gli spazi invece dei servizi accessori, tipo la somministrazione, anche 1 metro. No? Questo comunque, ecco, ce lo dicono i medici di sottolinearlo, non è un disposto che comporta un distanziamento di 2 metri nell'esercizio comunque di una ammessa attività di ballo. Ecco, quindi non è che bisogna stare a 2 metri nel ballo. I 2 metri servono per determinare il numero di persone che possono essere ammessi nello spazio delimitato della discoteca e che poi hanno la libertà di muoversi in relazione alla funzione di quello spazio, ovviamente cercando nell'interesse proprio e collettivo di usare tutte le cautele che
ormai abbiamo ben assimilato. Però ecco, di sicuro il formale esercizio del ballo di coppia ancora è ritenuto un po' prematuro dal punto di vista della prevenzione. No, beh, ecco, sempre con questa sofferenza del relativo distanziamento. Però insomma la musica è ammessa, non è vietata la musica latinoamericana. Non c'è una discriminazione sui generi musicali. Sui generi musicali. Né tipi di danza. Anche non veneta. Musica non veneta. Dov'è che ci dà l'ordinanza? Il tempo che la impaginano, gli uffici la verificano, il presidente la firma, la è, diciamo come sempre sulle 3:30. Quindi per le 5. Ragazzi, io non sono avvocato, sono un misero tosato per l'assessore Bottacini. Assessore, buongiorno. Io sarei tentato di chiedere qualcosa sull'ospedale del Qatar, Cioè io lavoro 20 ore al giorno, no? Su tutt'altro mi chiedono l'ospedale del Qatar. Ma siccome so che questo tema la fa imbizzarrire, No, piano, non mi fa imbizzarire. Non ci sono novità. Cioè, noi quando arriva lo montiamo, ma ricordo che siamo bracci, quello che ci arriva lo montiamo, ma non è che i rapporti con il Qatar li tengo io, sì. Tiriamoci. Era una semplice domanda. Allora passo all'altra. L'ospedale del Qatar ho dedicato penso al massimo lo 0,3-0,4% del mio tempo di questi 110 giorni. Ecco, allora, attingendo all'altro 99,6%, per esempio... Fra cui le ordinanze. Il modello previsionale, ecco, segnala qualcosa in proposito ai nuovi casi positivi o sono insignificanti da un punto di vista statistico, nel senso che anche oggi ce n'è qualche manciata qua e là, c'è qualche caso di ripositivizzazione? Sono insignificanti da un punto di vista statistico o vengono registrati? C'è un caso di ripositivizzazione in rianimazione, però è assolutamente insignificante dal punto di vista statistico. I dati, come avevo detto, saremmo andati sotto i 100 ricoveri totali con l'inizio di giugno, infatti siamo andati sotto, oggi siamo a mi pare 42 totali, e quindi siamo assolutamente in linea con gli ultimissimi casi sporadici verso fine mese, ovviamente se non cambiano le cose, però il trend continua a essere sempre lo stesso. E il fatto che si individuino ancora qualche caso positivo è positivo, nel senso vuol dire che i 10.000, 11.000, 12.000, quelli che sono tamponi al giorno che facciamo, hanno lo scopo proprio di andare a scovare questo, altrimenti non sarebbe, si ne faremo tutti quei tamponi. Grazie. Assessore, è finita l'ondata di maltempo, avete già tracciato un bilancio sui danni? No, perché stiamo raccogliendo i dati dai comuni e quindi ancora non abbiamo la cifra precisa, siccome i comuni sono più di 40 in realtà, perché lo stato di emergenza era stato fatto mi pare per 39 comuni, ma era, come avevamo indicato, aperto, perché ci sono anche dei comuni che stanno comunicando in questi giorni dei danni che si sono verificati, insomma. Sul fronte invece agricolo lì c'è parecchia preoccupazione, perché prima tanto secco, tanta siccità, poi bombette d'acqua, lì avete dati sulla situazione agricola? No, anche perché non segue un canale differente, segue AVEPA e il Ministero dell'Agricoltura, non il Dipartimento della Protezione Civile. Se avete bisogno posso fare la noticina PAN, che probabilmente ha qualche altra notizia in più, allora chiediamo. Buon sabato.
conclusa la conferenza stampa, il punto stampa nella sede della Protezione Civile di Marghera. Prima l'ordinanza letta dal governatore Zaia, faremo poi la sintesi insieme ad Anna Maria Parisi tra poco e poi spazio anche all'avvocato della Regione per l'aspetto più tecnico del nuovo provvedimento regionale che di fatto segna 3 date per la ripartenza degli ultimi settori ancora fermi. Quindi 15 giugno per cinema e spettacoli, 19 giugno per sagre, fiere, congressi ed eventi fieristici e poi sale slot, sale gioco, sale bingo. Discoteche e casinò di Venezia dal 19 giugno, dal 25 giugno invece le attività sportive con contatto. Altri punti che sono emersi da questa conferenza stampa, il punto poi dell'assessore Lanzarini ed infine anche l'intervento dell'assessore Bottacin. Vediamo se riusciamo adesso a tornare a collegarci con l'elicottero con le reliquie di Sant'Antonio che sta sorvolando tutta la provincia di Padova. Andiamo in diretta con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, sentiamo. Non sentiamo bene l'audio, quindi ritorniamo in diretta. Durante la conferenza stampa del governatore Zaia l'elicottero, come vi avevo detto, ha sorvolato quelle che sono state le zone simbolo dell'emergenza coronavirus. C'è stato un momento davvero toccante e significativo quando l'elicottero con le reliquie di Sant'Antonio è atterrato nel piazzale dell'ospedale di Schiavonia ad attendere appunto le reliquie. C'erano tutto il personale medico, infermieristico, volontari schierati sulle piazzale e dalle finestre invece i pazienti che hanno salutato l'arrivo delle reliquie, un momento davvero particolare, toccante e significativo in tutta questa emergenza coronavirus. E poi si è rialzato in volo l'elicottero, a bordo appunto il nostro vice direttore Ferdinando Avarino e anche il presidente del Senato Casellati, il sorvolo su Vo con la scritta sul prato Vo e i cittadini che salutavano le reliquie del santo. Momenti davvero emozionanti, vediamo se poi nel corso di questa straordinaria riusciamo a mostrarvele, altrimenti sicuramente nel corso delle prossime edizioni e questa sera nei telegiornali a partire dalle 18:30 i momenti più significativi di queste celebrazioni. Oggi 13 giugno Sant'Antonio, davvero un momento, delle celebrazioni diverse dal solito ma altrettanto toccanti e significative proprio perché arrivano in un momento come questo, quando l'emergenza coronavirus non si può dire ancora chiusa e a tal proposito vi do anche alcuni dei dati che ha reso noto ad inizio conferenza il governatore Zaia. Sono 802.241 i tamponi effettuati, con oltre 8.000 tamponi nelle ultime ore in Veneto. Sono 19.212 totali positivi, con 13 casi in più rispetto a oggi. 271 i ricoverati, di questi 41 positivi, quindi il trend continua ad essere positivo per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali del Veneto. Sono 13 le terapie intensive, c'è un caso positivo in più, ma il governatore ha spiegato trattarsi di un paziente che dopo 2 tamponi positivi, il terzo tampone è risultato positivo, quindi si è positivizzato nuovamente. Cresce però purtroppo anche il numero delle persone che hanno perso la vita, 10 decessi in più in Veneto nelle ultime ore. E dunque oggi appunto è stata l'occasione per fare il punto della nuova ordinanza, significativo soprattutto quello che riguarda tutto il mondo degli spettacoli, con diciamo che il punto essenziale è quello della distanza degli spettatori, laddove vi saranno le sedute, per cui quello di cui aveva parlato anche ieri in conferenza stampa il presidente Zaia per quanto riguarda ad esempio l'Arena di Verona, e quindi laddove vi sono delle sedute sarà sufficiente fare un posto sì e un posto no, quindi lasciare una seduta libera tra uno spettatore e l'altro, mentre nel caso non vi siano le sedute determinate proprio dalle poltroncine, in quel caso si rispetterà la distanza di 1 metro. E poi ci saranno insomma tutte le linee per quanto riguarda le discoteche e
diciamo subito che l'ordinanza per ogni settore allega delle linee guida che sposano appieno le linee guida nazionali, quindi da questo punto di vista non ci sono delle novità se non per quanto riguarda gli sport con contatto fisico, in tal senso ci sono delle differenze per quanto riguarda le linee guida, altrimenti per gli altri settori si adottano quelle nazionali, quindi la Regione è intervenuta proprio per le deroghe previste nel DPCM con un'anticipazione nelle tempistiche. Sappiamo che appunto ad esempio per le discoteche l'apertura a livello nazionale dal DPCM è prevista per metà luglio, la Regione anticipa al 19 giugno. Delle discoteche parleremo tra pochi minuti con l'ospite che dovremo avere in collegamento via Skype, insomma patron delle discoteche, manager delle discoteche, con il quale faremo anche il punto per questo settore che tanto è stato penalizzato proprio per la sua conformità da queste lunghe chiusure. Ritorniamo con le immagini, no, perché vedo in onda, vedo in collegamento, vediamo se riusciamo ad andare con l'ospite o se riusciamo, ecco, andiamo un attimo in diretta con l'elicottero da Padova, queste immagini molto significative del nostro Sandro Ponchio. Vedete insomma la reliquia di Sant'Antonio affacciata proprio fuori, il portellone dell'elicottero aperto e affacciata in sorvolo sulla provincia di Padova. Prima le immagini erano su Campo San Piero, nel convento dei frati, da lì è voluto andare a morire, da lì poi Sant'Antonio è andato a morire a Padova e insomma tutti luoghi molto significativi della provincia padovana che ha subito in modo pesante tutta la questione, tutta la partita del coronavirus e i luoghi simbolo sono stati appunto toccati durante questo sorvolo, lo ricordiamo, da Schiavonia, con proprio l'elicottero che è atterrato nel piazzale dell'ospedale, accolto dai medici, da tutto il personale dell'ospedale, i pazienti invece affacciati dalle finestre, poi il sorvolo su Vo. Davvero significativa la scritta che c'era, che era apparsa su un prato, la scritta Vo, che è il simbolo per quanto riguarda il Veneto di tutta questa emergenza, appunto con la prima zona rossa. Per quanto riguarda invece la situazione appunto della Basilica del Santo, non ci sono pellegrini dall'estero, tanti fedeli da tutto il Veneto e da altre regioni oggi a Padova per la festa di Sant'Antonio, condizionata naturalmente dalle normative. L'accesso è limitato a 200 persone, l'accesso alla Basilica 200 persone per volta, inoltre ci sono 150 posti con 2 maxi schermi nel chiostro del noviziato e 250 sedie con maxi schermo al sagrato. Le limitazioni non hanno però scoraggiato i fedeli, che hanno formato una lunga coda fino al varco dove vengono smistati nelle varie direzioni. Adesso si stava sorvolando l'Arcella, appunto l'Arcella dove Sant'Antonio è morto non riuscendo a raggiungere la città di Padova, quindi da Campo San Piero a Padova. Durante questo spostamento poi si è spento proprio all'Arcella, nel quartiere dell'Arcella, dove pochi minuti fa abbiamo visto l'elicottero volare. Non so se riusciamo a collegarci, se l'audio ci supporta, proviamo a fare una prova, chiedo alla regia, vediamo un attimo. Purtroppo l'audio non è molto chiaro delle parole di padre Oliviero, che avete sentito tenere in mano, che avete visto tenere in mano appunto una delle reliquie di Sant'Antonio che stanno sorvolando la città fino poi all'arrivo naturalmente alla Basilica. Sono immagini davvero straordinarie quelle che ci sta regalando Sandro Ponchio sull'elicottero insieme al nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Prima avete sentito, poco prima di andare in diretta con il governatore Zaia, le parole del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha detto: sono orgogliosa di essere veneta, di essere padovana, ha ringraziato, e questo, anche questo volo simbolico è un ringraziamento
a tutti i medici, i volontari, gli operatori sanitari che in questi mesi difficili hanno combattuto in prima linea negli ospedali contro il coronavirus, hanno lottato per tutti, e un grazie anche alla città, ai cittadini che hanno affrontato questi mesi difficili di lockdown rispettando nella gran parte, salvo qualche eccezione, le misure hanno permesso appunto alla curva del contagio di scendere e di dare ora dati confortanti. Appunto un sorvolo simbolico ma significativo, ricco di tanti significati. Si è fermato, forse è atterrato adesso l'elicottero, vediamo un attimo se riusciamo. E quindi questo sorvolo nelle zone, anche un ringraziamento naturalmente ai cittadini di Vo che per primi hanno subito la chiusura come zona rossa, lo ricordiamo, Vo che verrà, il cui riconoscimento verrà dato poi nel modo più elevato quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà per l'inaugurazione dell'anno scolastico, e quindi insomma davvero un momento molto molto forte, di grande impatto, e le immagini che avete visto sono davvero immagini molto significative. Ritornando insomma a quelli che sono i contenuti della nuova ordinanza regionale, vediamo se riusciamo a collegarci con Giannino Venerandi. Se la regia, eccolo lì. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, lei, io l'ho definita il patron delle discoteche, insomma la sua famiglia è nel mondo, appunto, in questo mondo da anni, e sicuramente nessuno meglio di lei può raccontarci che cosa significa questa fase 3 per voi. Oggi la nuova ordinanza della Regione Veneto che anticipa la riapertura delle discoteche il 19 giugno, quindi circa un mese prima rispetto al DPCM. Una buona notizia, immagino. Sì, eravamo già quasi pronti per riaprire, come sembrava, poi l'altro giorno è stato comunicato che il governo voleva appunto posticipare il 15 luglio. Oggi abbiamo sentito in conferenza appunto questa possibilità e sicuramente potremmo, un attimo che ho il telefono mi scuola, e potremmo organizzare subito per la riapertura dal 19 anche noi, quindi cercheremo adesso di interpretare al meglio le linee guida che ci verranno comunicate e quindi poi comunicheremo anche ai nostri clienti la data di apertura, che comunque sarà il 19 a questo punto di giugno. Ecco, l'ordinanza regionale diciamo che sposa le linee guida del DPCM, che sappiamo linee guida essere state accolte non con entusiasmo da voi, perché insomma sono abbastanza restrittive per quello che riguarda insomma tutto il mondo delle discoteche. Con una breve sintesi, insomma non ci saranno balli lenti, quindi si dovrà naturalmente ballare distaccati, lo ha spiegato anche proprio l'avvocato della regione, quindi ognuno ballerà distanziato ad 1 metro di distanza, 2 metri nella pista da ballo, 1 metro fuori dalla pista da ballo, mascherine sempre addosso quando non è possibile mantenere le distanze, drink solo seduti e soprattutto, questo è importante, negli spazi all'aperto, quindi per le discoteche all'aperto. Sì, allora sicuramente in questo periodo i locali che già lavoravano avevano comunque questa situazione di spazi all'aperto, perché chiaramente essendo nella fase estiva lavorare al chiuso è molto difficile. Sicuramente siamo favoriti gran parte, qui in Veneto abbiamo parecchi locali con i giardini estivi, però continuo a notare che in tantissime realtà, da piazze piuttosto che eventi anche purtroppo abusivi, questo distanziamento non c'è. Ho visto delle foto anche di ieri di Rimini e quant'altro, cioè qui mi sembra siamo un po' troppo penalizzati, anche perché il distanziamento, se vale per noi, deve valere assolutamente anche per le piazze, per qualsiasi luogo. Il servizio al bar, io non ho visto nessun bar che faccia solo servizio al tavolo, li vedo lavorare normalmente in giro, quindi
Queste restrizioni sono un po' dure per noi, spero che nei prossimi giorni si possa trovare una soluzione migliore, perché lei capisce che in questi modi è molto difficile, soprattutto per i locali che hanno molti clienti che sono appassionati di ballo di coppia, dal latinoamericano al ballo con le orchestre. È veramente una forzatura tenere bloccate queste persone. Noi cercheremo di aprire con il rispetto sicuramente delle norme, però ci auguriamo che a breve il governatore e l'assessore Lanzarin, con i quali sono spesso in contatto, ci possano dare un po' più di libertà, perché sarebbe veramente difficilissimo per noi lavorare in questo modo. Abbiamo chiuso per primi, come ha detto proprio prima il governatore, e stiamo riaprendo per ultimi. Abbiamo perso tutto il nostro fatturato di un periodo importante, abbiamo comunque da pagare i fornitori, i dipendenti, le varie tasse e gli affitti per chi ha i locali in affitto, quindi lei mi dica come, stando fermi in tutto questo periodo, possiamo affrontare queste spese e poi poter cercare di riprendere a lavorare con delle norme troppo rigide. È veramente difficile, cercheremo di fare il massimo, perché ci teniamo a far ritornare i clienti nei luoghi di divertimento, per rilassarsi, per incontrarsi, per ballare, anche se dovranno stare un po' attenti, però siamo fiduciosi che a breve possano rivedere queste linee. Capiamo che all'inizio ci vuole un po' di prudenza, però ripeto, visto che in tutta Italia e anche all'estero ci arrivano video, foto di assembramenti di massa impressionanti, se dobbiamo solo noi rispettare questa situazione è veramente un po' assurdo, quindi dopo il danno la beffa, io continuo a dire. Sì, oggi, come lei ha detto, insomma, il Presidente Zaia auspica che i dati epidemiologici continuino ad essere confortanti in modo da poter allentare ulteriormente le misure. Lei in qualche modo dice che con queste misure sarà praticamente impossibile recuperare quanto perso, perché le perdite sono talmente grandi che sarà difficile perlomeno arrivare pari contra perdite ed entrate. Esatto, noi forse non siamo conosciuti bene, ma come tutte le aziende abbiamo dipendenti, abbiamo forniture di tutti i generi, quindi abbiamo una filiera immensa, per non parlare di tutte le tassazioni che siamo sottoposti. Non voglio usare il termine manteniamo, ma abbiamo veramente dei costi altissimi per tutto quello che noi andiamo a mettere in moto, quindi dalla SIAE all'IVA sugli ingressi, piuttosto che l'IMU sugli immobili, piuttosto che le forniture di elettricità, eccetera. Quindi quando accendiamo i motori iniziano a girare i contatori in tutti i sensi, e per tutte le attività questo è un problema se sono ferme. Secondo me dovrebbero arrivare degli aiuti concreti, non qualche migliaia di euro, perché non ci facciamo niente. Abbiamo bisogno di un sostegno importante, perché la nostra filiera è importante, come tutte le altre che chiaramente hanno subito delle perdite in questo periodo. Per riprendere non sappiamo cosa troveremo, perché sappiamo cosa abbiamo lasciato, non sappiamo cosa troviamo quando riapriremo. Quindi auspicando di riprendere al meglio, perché so che i clienti hanno piacere tornare a divertirsi, perché nei nostri locali non c'è solo il ballo, c'è la convivialità con la ristorazione, si beve qualcosa, si chiacchiera, ci si incontra, e quindi è un mondo molto vasto. Noi quasi tutti i locali del Veneto, per parlare del Veneto, ma anche in tutta Italia, per la maggior parte dei locali oggi c'è un mix di età che li frequentano, quindi parlare di discoteche è già un termine del passato. Sono locali di intrattenimento dove vengono parecchie persone di varie età, ed è giusto a queste persone dare modo di divertirsi e di passare qualche ora in serenità. Come per altri settori c'è il rischio di dover ricorrere a licenziamenti o peggio a chiusure di locali. Lei ha avuto modo di confrontarsi con altri suoi colleghi in giro per il Veneto che magari non riusciranno a riaprire i battenti dal 19 giugno? Certamente sì, sono molto preoccupati, alcuni appunto, come quasi tutti comunque, hanno subito perdite grandissime,
In questo periodo, oltretutto d'estate, c'è anche il tema di questi grandi spazi all'aperto, quindi noi già eravamo in difficoltà perché non è più come un tempo che i locali erano un simbolo di ritrovo. Ci sono tantissime altre forme, quindi dagli eventi all'aperto piuttosto che le sagre o altre manifestazioni, che adesso, se andrà in moto tutto, sicuramente ci sarà una offerta molto ampia. Non sarà facile, ripeto, riprendere, anche perché nel nostro contesto non siamo proprio facilitati con, non siamo facilitati con queste linee guida, sono molto restrittive e ci attendiamo, come le ho detto prima, che vengano riviste a breve, altrimenti veramente rischiamo un tracollo, perché anche noi dobbiamo mantenere in piedi l'attività e di conseguenza dipendenti e anche artisti che sono con noi collegati. Una stima delle perdite è quantificabile? Beh, io vado male a fare numeri in TV, anche perché variano da realtà a realtà. Per esempio, lei ha citato la mia famiglia, che opera in questo settore dal 67, iniziando dalla ristorazione, poi il ballo dal 70. Quindi sono 50 anni quest'anno di attività del ballo. Abbiamo avuto la possibilità di gestire tanti locali di grandezza veramente importante, sia in Veneto ma anche nel nord Italia. E quindi le dico, di esperienza ne abbiamo tanta, però dare adesso dei numeri è difficile, perché ogni periodo varia. Quindi i flussi possono variare e le perdite anche, o i guadagni. In questo comunque contesto abbiamo veramente subito, penso, la perdita maggiore della nostra storia, in quanto il settore non era già in gran salute e in questo momento sicuramente è andato quasi a zero. Ci auguriamo che la gente abbia voglia veramente di ritornare a divertirsi in serenità, e che questa paura, che è stata anche a livello mediatico diffusa, sparisca veramente a breve, perché quella è un altro dei nostri problemi, il timore di incontrare le persone. Però ripeto, in altri luoghi vedo che questo timore non c'è e quindi si ammassano, si incontrano e come le ho detto prima, noi siamo penalizzati moltissimo da questo periodo, insomma. Certo, noi ci auguriamo che davvero, insomma, la situazione continui a migliorare e permetta alle persone di tornare a socializzare e quindi di frequentare anche le discoteche con la spensieratezza di una volta. Grazie davvero a Giannino Venerandi per il suo intervento. Prego. Le dico l'ultima cosa, perché mi piace sottolinearlo, quando ho la possibilità lo faccio sempre. E il nostro settore, che non è sempre ben visto, questo si sa da molto tempo, è sempre stato preso come capro espiatorio per tanti problemi della società che confluiscono fatalità nel mondo della notte. Non si sa perché, ma se succede un incidente, capisco che è una cosa grave e chiaramente difficile anche da accettare, ma se succede un incidente per una serata passata in discoteca, non ha lo stesso peso dello stesso incidente, e sembra magari di persone giovani, è successo magari durante la settimana. Quindi faccio l'esempio degli incidenti, ma poi ce ne sono tantissimi altri. L'immagine che viene presa sempre delle discoteche è sempre la peggiore. Mi auguro che prima o dopo il nostro mondo venga valorizzato come è all'estero, che è una risorsa per il turismo ed è una risorsa anche per appunto gli stati che hanno queste attività nel loro circuito. Abbiamo bisogno di essere equiparati alla cultura, secondo me, perché dentro i nostri locali c'è spettacolo, c'è cultura, c'è arte in varie forme, e tanti artisti di fama nazionale che oggi vediamo in TV a condurre tipo Sanremo sono partiti dalle discoteche. Un Amadeus o Fiorello erano e sono ancora, si può dire, nostri colleghi. Quindi mi auspico che a breve il nostro mondo venga valorizzato e non penalizzato come è sempre stato. Ha fatto bene a fare questa sottolineatura, la ringrazio. Giustamente, insomma, un mondo che non va condannato e che va aiutato in questa difficile fase. Grazie davvero a Giannino Venerandi, buon lavoro e in bocca al lupo per la ripresa.
Grazie a lei. Arrivederci. Dunque anche il mondo delle discoteche è pronto a riaprire, non certo senza le difficoltà. Adesso subito a Marghera con Anna Maria Parisi per la sintesi di quanto emerso dall'ordinanza del governatore Zaia. Te la linea, Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dunque, quando mi dici sintesi vuol dire che devo essere molto veloce e concisa. Grazie. Eccoci dunque, come diceva l'ospite da studio Venerandi, il manager delle discoteche, è da aggiungere, scusate, ho il ritorno in studio in cuffia, non so come mai, e quindi non riesco a sentire te Francesca, una nota di servizio anche se resa così pubblica. Allora, che cosa riapre? Riapre da lunedì prossimo con questa nuova ordinanza, aspetta che sfoglio qua gli appunti, il cinema con gli spettacoli, teatri, circhi, teatri tenda, arene, spettacoli musicali, quindi la riapertura da lunedì prossimo, 15 giugno. Al cinema si potrà andare seduti e togliendo la mascherina, quindi si entra con la mascherina che è ancora obbligatoria, lo ricordiamo, e una volta che ci si è seduti si toglie la mascherina. Dal 19 giugno invece, venerdì prossimo, riapriranno sagre e fiere, congressi fieristici, sale slot e bingo, e poi riapriranno anche le discoteche e i locali di intrattenimento. Le discoteche riapriranno, come si diceva, all'aperto per i balli. Non sarà obbligatorio la misurazione della temperatura, ma facoltativa e discrezionale, e si potrà effettuare il ballo nelle piste all'aperto, ma con il dovuto distanziamento. Quindi si potrà ballare sì, ma da soli, per intenderci, perché le attività sportive con contatto, quindi anche i balli di gruppo, sono previste per la riapertura del 25 giugno, quando si potrà giocare a calcio, pallavolo e rugby, pallacanestro, ecco, solo per citare alcuni sport, e tutte le attività sportive con contatto, quindi dal 25 giugno. In fase di preparazione invece nuove linee guida che riguardano, con una nuova ordinanza che riguarda quella delle RSA, cioè le case di riposo, per intenderci, che adesso si chiamano residenze per anziani, che sebbene con le linee guida dell'ordinanza del 25 maggio siano state riaperte da quella data, molte ancora non di fatto hanno riaperto per il timore di nuovi contagi. Quindi dalla settimana prossima si avranno anche a livello regionale i censimenti con le aperture di quante effettivamente hanno riaperto o meno. Poi altra cosa molto importante è, con questa nuova ordinanza, anche la presa in carico dei turisti non residenti in Veneto. Che cosa significa? Significa che laddove dei turisti dovessero risultare positivi al Covid-19 verranno presi in carico dalla ULSS di competenza. Cosa vuol dire? Verranno presi in carico dalla ULSS dove alloggiano e faranno la quarantena o nella stessa ULSS, nei territori della stessa ULSS di competenza, o comunque dove sono previsti i famosi alberghi convenzionati con la regione. Quindi, considerato che dei 70 milioni di turisti che nella fase pre-Covid arrivavano qui in Veneto, il 66,67% è di origine straniera,
e la restante parte italiana, ecco, succederà anche questo, che ci sarà questa presa in carico poi da parte di chi? Da parte della Regione del Veneto, quindi con l'eventuale periodo di quarantena a carico appunto della Regione del Veneto. Ci auguriamo che non sia così, ha detto il Presidente Zaia, ma questo è quanto previsto dall'ultima ordinanza che entrerà in vigore, lo ripetiamo, a partire da lunedì prossimo e sarà in vigore fino alla metà di luglio, al 15 di luglio, data questa in cui scadrà il DPCM del governo e quindi ci sarà una nuova partita a partire da allora per quanto riguarda anche l'eventuale uso o meno dei DP, cioè i dispositivi di protezione individuale. E da Marghera è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Anna Maria, bravissima, sintesi perfetta e rapidissima, grazie. Adesso subito pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Vi faccio vedere queste immagini prima di collegarci con il prossimo ospite. Ecco le immagini, faccio partire il video. Vedete l'elicottero con le reliquie di Sant'Antonio mentre sorvola proprio la Basilica del Santo. Lì fuori i fedeli in attesa che le reliquie dall'aeroporto Allegri, dove l'elicottero è atterrato poco fa, arrivi all'interno della Basilica. Ci raccontano i nostri colleghi, vedete la gente che saluta e appunto ci raccontavano proprio i colleghi che si trovano nel piazzale della Basilica di Sant'Antonio, l'emozione di vedere l'elicottero passare e tutti i fedeli in attesa che salutavano il passaggio delle reliquie del Santo. Vi mostreremo poi anche una sintesi dei momenti salienti di questa mattinata molto particolare per le celebrazioni di Sant'Antonio, ma adesso vado subito a collegarmi e la ringrazio, mi scuso per l'attesa, con il sindaco di Auronzo di Cadore, Tatiana Pais Becker. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Buongiorno a lei, intanto grazie per la sua presenza. Allora sindaco, partiamo un attimo da un episodio che ha caratterizzato un po' i mesi del lockdown, un episodio bello, significativo, questo concerto Instagram della grande artista Patti Smith, che sappiamo essere anche una sua amica, che poi ha voluto proprio rivolgere un messaggio di speranza all'Italia e in particolare al suo territorio, un momento molto importante di vicinanza, significativo in quel difficile momento che tutti stavamo vivendo. Sì, il 17 marzo la cantante Patti Smith dalla sua casa di New York ha deciso, improvvisando assolutamente, di regalare a tutto il mondo un mini concerto insieme alla figlia Jessie Paris Smith e alla fine del concerto io ho ricevuto la telefonata dalla figlia Jessie in cui appunto ci comunicava la volontà di dedicare questo concerto e messaggio alle Dolomiti, all'Italia soprattutto, un po' per alleviare tutti noi dalla malinconia dovuta all'isolamento del coronavirus e per ricordare questo legame che è forte tra la cantante, la poetessa del rock, la cantante americana Patti Smith e l'Italia, ma soprattutto adesso anche con la figlia Jessie che la scorsa estate ha visitato Auronzo, è stata ospite del comune di Auronzo delle Dolomiti qui per una settimana. Insieme abbiamo visitato le Tre Cime di Lavaredo, siamo saliti a Montepiana, siamo stati accolti anche dalla sorella di Papa Luciani per visitare il museo di Papa Luciani a Canale d'Agordo e poi in anteprima nazionale qui al Teatro Purcell di Auronzo Jessie Paris Smith insieme alla cantante musicista canadese Rebecca Foon hanno presentato il loro progetto che si intitola Pathway to Paris. Si tratta di un'organizzazione che hanno ideato per sostenere l'ambiente e soprattutto per combattere il cambiamento climatico e sensibilizzare l'opinione pubblica e dopo questa presentazione in anteprima c'è stata appunto, oltre alla sorpresa del concerto, circa un mese fa un altro evento mondiale per celebrare la giornata mondiale della Terra il 26 di maggio e durante questo concerto con Michael Stipe, con Johnny Depp e numerosi star sia della musica che dello spettacolo americano c'è stato anche
la trasmissione di un videomessaggio che hanno voluto io registrassi da Misurina, quindi un bellissimo legame, un rapporto anche che porta appunto ottimismo, speranza, con l'idea di organizzare poi un grande evento insieme alle Tre Cime di Lavaredo quando il coronavirus naturalmente sarà passato. Sindaco, ci auguriamo che questo accada il prima possibile perché significa che siamo davvero fuori dall'emergenza. Sindaco, è un territorio votato al turismo che però in questi ultimi anni, insomma prima con la tempesta Vaia, adesso con il coronavirus ha risentito di queste emergenze. Come vi state preparando? Insomma, ormai la stagione estiva è iniziata al rilancio dal punto di vista proprio turistico di tutto il vostro settore. Sì, a Auronzo di Cadore vorrei solo ricordare il paese delle Tre Cime di Lavaredo, ma anche dei Tre Laghi, il lago di Santa Caterina, Misurina e il lago Antorno, e ha ospitato degli eventi dal punto di vista sportivo molto importanti come gli europei di canoa 2 anni fa, i mondiali di mountain bike, e ha ottenuto anche i mondiali di canoa 2023, quindi il connubio trasporto e natura è fortissimo, le presenze turistiche sono notevoli perché lo scorso anno abbiamo avuto 319.000 presenze, quindi la seconda località della provincia di Belluno per quanto riguarda le presenze, e come ha detto lei ci sono stati queste due emergenze che hanno lasciato dei segni, soprattutto la tempesta Vaia, dei segni indelebili sul territorio, per i quali ci sono anche numerosi interventi ancora in corso per il dissesto idrogeologico, per rimettere in sicurezza soprattutto gli argini dei fiumi, e poi ci sono numerosi alberi caduti su tutti i sentieri, non solo per la tempesta Vaia ma anche per la grossa nevicata che c'è stata a novembre dell'anno scorso. E invece per quanto riguarda il lockdown dovuto al coronavirus, devo dire che fortunatamente gli effetti non sono stati così devastanti perché si trattava per il nostro territorio di un periodo di bassa stagione, cioè da metà marzo gli alberghi solitamente chiudono per riaprire durante l'estate, quindi la vera prova sarà adesso la stagione estiva, e la bella notizia è che oggi ho appena sentito e avuto appunto un aggiornamento dal casello delle Tre Cime di Lavaredo, mi dicono che sono ritornati i turisti stranieri, soprattutto provenienti dalla Germania, il numero di turisti che sono saliti alle Tre Cime è lo stesso di quello dell'anno scorso, quindi non c'è un calo. Questa è davvero un'ottima notizia che ci fa ben sperare, e lo stesso anche per quanto riguarda le prenotazioni. La scorsa settimana abbiamo fatto il punto con il consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, con lo yacht, e sembra che ci siano numerose richieste soprattutto di appartamenti, e le vacanze ritornano ad essere vacanze lunghe, non ci sono più prenotazioni di una settimana ma addirittura di 2 o 3 mesi, quindi siamo davvero ottimisti. Quindi in qualche modo insomma è passato quel messaggio che sembrava essere arrivato oltre confine di un'Italia ancora alle prese con l'emergenza. Anche all'estero hanno capito che si può venire in Italia, se è un paese sicuro come il Bollino, che la Regione ha deciso di applicare nella sua campagna presentata ieri di rilancio del turismo. I turisti sono pronti a riscoprire le nostre bellezze, fortunatamente. Fortunatamente sì, e poi io credo che la montagna sia davvero favorita perché abbiamo degli spazi enormi, ricordo Auronzo ha 220 km quadrati di territorio, poi siamo covid free da moltissime settimane, abbiamo avuto fortunatamente solo 2 casi, quindi insomma il distanziamento è assicurato, sono moltissimi sentieri, le possibilità di escursioni, di arrampicate, e quindi dovremo essere insomma favoriti, quindi siamo davvero, speriamo in una buona estate che ci permetta di mantenere il trend anche positivo delle presenze, e inoltre vorrei ricordare che Auronzo da 13 anni ospita anche il ritiro estivo della squadra di calcio della Lazio, e stiamo attendendo da settimane appunto la conferma dello svolgimento di questo ritiro. Solitamente avveniva verso la metà di luglio, ora con la ripresa del campionato potrebbe essere spostato alla seconda metà di agosto, e per noi è molto importante perché anche qui c'è un ritorno turistico enorme, ci sono circa 12.000 presenze in quelle 2 settimane di ritiro, sono tutte famiglie che provengono dalla regione Lazio per seguire la squadra del Cumbre. Sindaco, lei ha parlato soprattutto prenotazioni che riguardano appartamenti, che riscontri ha dagli albergatori invece? C'è ottimismo per questa riapertura per la fase estiva?
Gli albergatori erano innanzitutto molto preoccupati per i protocolli che non erano ancora ben chiari, quindi per come si sarebbero dovuti attivare per garantire le norme di sicurezza. Alcuni addirittura mi dicevano che non erano sicuri di poter aprire gli alberghi, invece ora sembra che la situazione si stia normalizzando, perché insomma anche le norme non sono così restrittive come si pensava. Quindi pian piano stanno riaprendo, credo che dal 20 giugno saranno aperti praticamente tutti gli alberghi di Auronzo. Ieri è uscita una nota dell'Unione delle Comunità Montane con il presidente Bussone che chiede maggiore attenzione per il territorio montano. Se l'Italia, scrive proprio il presidente, vuole entrare in una trasformazione vera fatta di connessione e innovazione, chiede appunto un'attenzione a questi territori. Dal suo punto di vista sono ancora messi da parte in secondo piano in ottica, insomma, delle decisioni prese a livello centrale del governo? Sì, sicuramente la montagna è sempre messa in secondo piano, perché nonostante abbia magari le bellezze naturalistiche, noi siamo patrimonio delle Dolomiti UNESCO, vorrei ricordarlo, la popolazione poi che vi vive, purtroppo c'è il problema dello spopolamento, quindi è sempre minore, e le decisioni invece vengono prese nei centri grandi, nelle città, e molte volte ci lasciano in secondo piano, quindi c'è un taglio continuo dei servizi che invece devono essere assolutamente assicurati, quindi trasporto, scuole e sanità. Anche per quello che diceva lei, appunto il collegamento a internet che deve essere favorito, altrimenti non si possono nemmeno creare nuove ditte, nuove opportunità di lavoro, e soprattutto trovare il modo di far ritornare i giovani che vanno poi a studiare nelle città o all'estero, farli tornare in montagna per potervi lavorare. Quindi ci vuole una maggiore attenzione, anche perché insomma la montagna è bella, però è un territorio molto fragile, l'abbiamo visto con la tempesta Vaia. Quindi attenzione per il dissesto idrogeologico, ma anche cercare di mettere in atto delle politiche che favoriscano il ripopolamento della montagna, e credo che l'emergenza coronavirus abbia dato un valore nuovo anche alla montagna, perché se prima veniva visto come un territorio magari marginale dove vivere in montagna 365 giorni all'anno può essere una difficoltà, ora invece per molti veniva invidiato, penso, da chi viveva magari questo lockdown chiuso in un appartamento in città. Quindi c'è una valorizzazione quasi della montagna, dell'aria pura che abbiamo, degli spazi. Io spero che ci sia davvero una maggiore attenzione anche a livello nazionale. Grazie davvero al sindaco di Auronzo di Cadore, Tatiana Pais-Becker, grazie e buon lavoro naturalmente. Grazie, buon weekend. Grazie a lei, buona giornata sindaco, grazie per questo focus sulla montagna, anche questa pronta ad affrontare appieno la fase 3, grazie proprio anche agli spazi che permettono di stare ben distanziati secondo le misure di sicurezza. Ci rifermiamo ancora per un'altra brevissima pausa, tra poco. Siamo tornati in diretta con la nostra edizione straordinaria. Quest'ultima parte vogliamo dedicarla proprio alle celebrazioni per Sant'Antonio. Nel corso di questa diretta vi abbiamo fatto vedere alcuni momenti del sorvolo delle reliquie sulla provincia di Padova. Allora adesso con le immagini girate da Sandro Ponchio vediamo questo reportage che è stato montato per noi in tempi record dal nostro collega Francesco Ceron, che riassume alcuni dei momenti più importanti di questa giornata, e poi naturalmente nelle prossime edizioni anche nei telegiornali tutta la sintesi di questa storica giornata di celebrazioni. Vediamo il contributo. Stiamo per salire a bordo dell'NH90, il quinto Rigel. Tra pochi istanti, come vedete, è già stata caricata la massa corporis, la reliquia che pochi istanti fa ha portato padre Oliviero insieme a Monsignor Albertile e padre Cidio Canil. Stiamo per decollare. Ecco, si è alzato in volo l'NH90 dell'esercito. I colleghi riprendono questo momento. Siamo già a Schiavonia, purtroppo anche il passaggio con i portelloni chiusi e la rapidità ovviamente di un mezzo come questo ci ha portato già all'ospedale di Schiavonia, con le immagini straordinarie di Sandro Ponchio in condizioni, ve lo dico, davvero complicate. Guardate il saluto di padre Oliviero
bellissimo, sta salutando i residenti di questo territorio, le case che stiamo sorvolando. Guardate l'attesa, guardate! Io non so voi, ma è di sicuro un momento di un'emozione straordinaria. Sandro, religiosi, operatori del mondo della sanità, sicuramente anche qualche paziente che ci segue dall'ospedale, li abbiamo raggiunti dall'alto, questi mesi di difficoltà passati qui. Speriamo che sia finita. Questo ce lo auguriamo tutti, grazie per il lavoro che avete fatto anche. La reliquia che porta con sé e la massa corporis che ha benedetto tutto il territorio di Padova fino a questo momento. Insomma, l'emozione per me è una grazia, è un momento di benedizione per tutti, quindi viviamo questo con un spirito religioso perché porti conforto e porti veramente serenità a tutti. Dico grazie a Sant'Antonio per essere con noi in questo luogo dedicato interamente alla cura dei malati affetti da Covid, che è assurto a simbolo. Dico a Sant'Antonio grazie per essere sceso tra di noi, grazie per essersi fatto accanto alle nostre fragilità, alle nostre paure, alle nostre responsabilità, alla nostra speranza. Grazie per prenderti cura di noi. Scusate. Quindi la presenza del santo qui, che sappiamo che testimonianza ha dato nella sua vita proprio di vicinanza ai malati, è chiamato il santo taumaturgo, ecco, per certi versi non poteva non sostare qui, nel luogo proprio dove le persone toccano sulla loro carne e vivono nelle ferite della loro carne quella che è l'esperienza umana, che però ci permette di far diventare le ferite delle feritoie che aprono sull'assoluto. In fondo il volo dell'elicottero vuol permetterci questo, la gente tra virgolette è un po' costretta a alzare lo sguardo e questo ci dice anche un po' di come la nostra vita abbia bisogno di questo. Caro Sant'Antonio, tu nella tua vita terrena sei stato apostolo del Vangelo, amico dei sofferenti e ti sei prodigato per loro con carità e col dono dei miracoli. Benedici questo ospedale e fa che i nostri fratelli e sorelle ammalati siano qui assistiti dai medici e dagli operatori sanitari con premurosa attenzione e curati con assidua sollecitudine, perché possano rientrare fisicamente sanati e spiritualmente ristorati con l'aiuto della tua misericordia e siano accompagnati per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, ecco il momento in cui con la benedizione all'ospedale di Schiavonia, ai pazienti, ai medici che hanno combattuto in quello che è diventato il simbolo, l'ospedale simbolo di questa lotta al coronavirus, termina questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Torniamo alle 17:30 per aggiornarvi sul coronavirus e naturalmente con altre immagini di questa emozionante celebrazione per Sant'Antonio da Padova. Grazie per l'attenzione, buona giornata, a più tardi, arrivederci.